Buongiorno a tutte e a tutti, ci ritroviamo ora in questa aula del nostro antico, nell'Aula Magna Galileo Galilei, di un Ateneo che ha compiuto l'anno scorso 800 anni. Grazie a tutti di essere qui e diamo subito la parola alla nostra magnifica rettrice, la professoressa Daniela Mapelli, per aprire questa giornata internazionale dei diritti umani nel 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti umani. A te la parola, Maria. Grazie Marco. Buongiorno, benvenuti a tutte e a tutti. È davvero un grandissimo piacere vedere questa Aula Magna, che è la nostra sala di rappresentanza, così piena di volti di giovani ragazze e ragazzi. È veramente un privilegio per noi questa mattina. E quindi è con grande piacere che porgo il benvenuto a tutte voi, studentesse e studenti, sia del nostro Ateneo, ma anche studentesse e studenti delle scuole superiori di Padova e Castelfranco Veneto. Un gradito e davvero caloroso saluto anche agli insegnanti, agli amministratori degli enti locali, ai giovani in servizio civile universale e ai responsabili delle organizzazioni di società civile, oltre ai gruppi di volontariato. Un saluto particolare lo rivolgo davvero a tutti i relatori che animeranno con le loro riflessioni questa mattina la 75ª giornata internazionale dei diritti umani. E come vi dicevo, quest'Aula Magna, così affollata di giovani, mette in evidenza l'eccezionale importanza civile, politica, culturale e morale dell'evento di oggi, che è appena il caso di sottolinearlo, è stato promosso all'insegna di valori e principi che sono di intrinseca portata universale e che pertanto non possono che trovare una davvero ampia condivisione. Sono valori e principi che troviamo anche enunciati nello statuto, nel nostro antico Ateneo. Avete sentito, quest'anno compiamo 801 anni, laddove si afferma che l'Università degli Studi di Padova, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della propria tradizione, che data dal 1222, la data della nostra fondazione, ed è riassunta nel motto Universa Universis Patavina Libertas. In questo nostro motto c'è davvero l'essenza e la cifra della nostra università. Traducendolo dal latino in italiano lo potremmo tradurre tutta intera, per tutti, la libertà nell'Università di Padova. E cosa significa tutta intera? Perché la nostra è un'università che viene definita generalista, per cui tutta intera include tutti i saperi dello scibile umano, ma è per tutti quanti, quindi non solo il diritto allo studio, ma nella nostra università da sempre, fin dal 1222, è stato all'insegna della libertà e dell'inclusione, per cui tutti hanno il diritto di accedere alla conoscenza, indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle, dal credo religioso. E poi c'è la cifra della libertà, una cifra che noi abbiamo sempre portato avanti, come vi dicevo, da 800 anni. La nostra università quindi promuove l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali, quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarietà internazionale. In virtù di questo nostro mandato statutario, la nostra università ha sviluppato programmi di insegnamento e progetti di ricerca sia nazionali che internazionali sui diritti umani, la pace, la parità di genere, l'inclusione sociale, lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente. La giornata di oggi, come sapete, è segnata dalle esequie e dai funerali di Giulia Cecchettin, una nostra studentessa, una nostra laureanda in ingegneria biomedica, che è stata brutalmente assassinato da un altro nostro studente. Questo ennesimo tragico caso di femminicidio ci porta a riflettere ancora una volta sulla violenza di genere e sul rischio, permettetemi il termine, di una normalizzazione dei comportamenti violenti nelle relazioni di coppia anche tra giovanissimi. La giornata di oggi è segnata anche, comunque in questo periodo, dalla terribile e disumana guerra
che a Gaza, insieme a tante altre guerre, sta insanguinando il Medio Oriente. Dal folle aumento delle spese militari a livello globale, dalle migliaia di morti nel Mar Mediterraneo, da una COP28 in corso a Dubai, destinata, ahimè, ad un nuovo fallimento. Ma soprattutto questa giornata internazionale dei diritti umani ci deve aiutare ad agire, a fare di più e più in fretta, per prevenire la violenza di genere e le guerre e proteggere tutti i diritti umani per tutte e tutti noi. Università e scuola sono sollecitati a promuovere insieme programmi volti ad educare alla parità di genere, al rispetto delle diversità, alla pace e alla risoluzione non violenta dei conflitti. Non siamo all'anno zero. Sono numerose le iniziative strutturali messe in campo anche dalla nostra università e qui ne cito soltanto alcune. Abbiamo un centro di Ateneo per i diritti umani, Antonio Papisca, e qui abbiamo il nostro direttore, il professor Mascia, che davvero da anni si prodiga in nome della pace e al quale va davvero il mio sentito ringraziamento. Vi dicevo, questo centro ha promosso il Master europeo in diritti umani e democratizzazione ed è collegato al Global Campus of Human Rights, che riunisce oltre 100 università e che costituisce la più grande rete globale RE sostenuta dall'Unione Europea. Da oltre 40 anni il centro collabora con i mondi vitali della scuola, degli enti locali e dell'associazionismo nella promozione della cultura universale della pace e dei diritti umani. Grazie al centro, alla nostra università, sono attive una laurea triennale, una laurea magistrale e un dottorato di ricerca sui diritti umani, con insegnamenti quali Women's Human Rights, Children's Rights, pace e trasformazione non violenta dei conflitti, violenza contro le donne e diritti umani, attivato insieme al Centro Antiviolenza di Padova. E poi abbiamo il Centro di Ateneo, Elena Cornaro per i saperi, le culture e le politiche di genere, che a sua volta promuove l'insegnamento generi, saperi e giustizia sociale. Il centro Elena Cornaro si chiama Elena Cornaro non a caso perché Elena Cornaro Piscopia è stata la prima donna che si è laureata al mondo e la prima donna che si è laureata al mondo nel 1678 si è laureata proprio qui, nella nostra università. Era il 1678 e poi voi che siete molto giovani considerate che ci sono voluti altri circa 2 secoli affinché le donne potessero entrare a pieno diritto all'interno delle università in tutto il mondo. Io voglio ricordare che l'Università di Padova, insieme ad altre 71 università, ha aderito con convinzione alla rete delle università italiane per la pace, creata dalla CRUI. La CRUI è la conferenza dei rettori delle università italiane, con il triplice obiettivo di promuovere all'interno della comunità universitaria l'attenzione alla costruzione della pace positiva, favorire la non violenza come approccio alla gestione dei conflitti, contribuire all'analisi delle cause delle diseguaglianze, della povertà, dell'esclusione sociale e al loro superamento. E un primo passo concreto adesso sarà l'istituzione di un dottorato nazionale che quindi riunisce tutte le università o molte delle università sul nostro territorio in un dottorato proprio sugli studi sulla pace. L'educazione, tradotto dall'inglese l'education, quindi la formazione, addestra a coltivare la speranza e a tradurla in progettualità e in azione civica. Il 10 dicembre del 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di diritti umani e delle libertà fondamentali. Con la Dichiarazione Universale è la comunità internazionale che direttamente investe gli attori dell'educazione e della formazione di un mandato che è esso stesso universale quanto a orizzonti e respiro. Io oggi, in nome di Giulia e di tutti i difensori dei diritti umani, vi chiedo di riprendere in mano, tutti insieme, la bussola dei diritti umani. Grazie.
Grazie alla nostra magnifica rettrice, grazie a Daniela Mappelli per le sue parole anche di incoraggiamento in un momento particolarmente difficile che stiamo vivendo. È con noi online, in rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il dottor Andrea Esteban Samà, che è il capo ufficio diritti umani appunto del Ministero degli Affari Esteri, e a lui diamo la parola. Buongiorno, spero mi sentiate con l'audio. Eccoci, io vi vedo, vorrei ringraziare la magnifica rettrice, la professoressa Mapelli e il professor Mascia per l'invito a intervenire a questa conferenza dedicata alla giornata dei diritti umani. Vorrei subito iniziare dicendo che si tratta di un tema importantissimo e ringrazio quindi l'Università di Padova per aver dedicato a questo tema una conferenza seguita da così tanti ospiti, da studenti, da professori, accademici ed esponenti della società civile. È un tema che deve essere all'ordine del giorno di tutti noi, quest'anno in particolar modo perché ricorre, come è stato giustamente detto, il 75esimo anniversario della Dichiarazione Universale adottata nel 1948. E questa dichiarazione in un certo modo è uno dei documenti fondamentali dell'ordine internazionale del dopoguerra da un punto di vista morale, politico e giuridico, perché un po' su questa dichiarazione come una base ideale che poi sono state costruite tante convenzioni e strumenti internazionali nel settore dei diritti umani. Che sono quelle norme, quei principi morali a tutela della dignità umana, ma anche a tutela della pace e della pacifica convivenza tra i popoli. Quindi vorrei dire che sulla scorta anche di questo documento del 1948, la nostra Costituzione repubblicana, che la magnifica rettrice ha ricordato, pone i diritti umani e il rispetto dei diritti umani e della dignità della persona come i principi fondamentali alla base del nostro vivere in collettività e anche dell'azione delle nostre istituzioni e di tutti noi. Io vorrei dire che il rispetto dei diritti umani non è importante soltanto da un punto di vista etico o morale, da un punto di vista anche della politica estera. Promuovere il rispetto dei diritti umani è fondamentale, perché le situazioni di conflitto, di tensione, di instabilità e poi anche di guerra nascono spesso anche da sentimenti di ingiustizia, da radicati sentimenti di esclusione, di marginalizzazione, di discriminazione. Quindi agire in maniera incisiva a livello internazionale per promuovere la tutela dei diritti umani non è soltanto un imperativo morale, un dovere etico, ma è anche un interesse per promuovere il più possibile un ordine internazionale fondato sulla pace e sulla prevenzione dei conflitti. Quindi in questo contesto la tutela dei diritti umani è una componente fondamentale della politica estera italiana e è un tema che viene sollevato in tutti gli incontri e in tutti i negoziati che l'Italia segue o a cui partecipa a livello non solo bilaterale ma anche multilaterale, ad esempio nelle sedi delle Nazioni Unite, nelle sedi del Consiglio d'Europa e così via. Vorrei ora anche soffermarmi brevemente su alcuni diritti o su alcuni principi su cui l'azione dell'Italia e della politica estera italiana si è particolarmente contraddistinta negli ultimi anni. Ovviamente l'Italia sostiene una tutela dei diritti umani, di tutti i diritti umani, nella loro universalità, nella loro interdipendenza, sia quelli civili e politici, così come quelli economici, sociali e culturali. Vi sono però alcuni settori su cui l'Italia tradizionalmente ha avuto un'attenzione particolare. Vorrei iniziare con uno, quello della pena di morte, per ricordare che l'Italia da anni si impegna a livello internazionale per facilitare l'adozione da parte di un numero di paesi
il più alto possibile, innanzitutto di una moratoria alle esecuzioni della pena di morte, cioè uno stop alle esecuzioni capitali, e poi anche, laddove possibile, un'azione legislativa in tutti i paesi per abolire la pena di morte in maniera definitiva dall'ordinamento giuridico dei paesi. Un altro settore in cui l'Italia è molto molto profilata e impegnata a livello internazionale è la tutela della libertà di religione e di credo, così come anche la difesa delle minoranze religiose, che molto spesso in tanti paesi sono oggetto di discriminazioni, di attacchi, ma anche di discorsi di odio. Vorrei poi ricordare anche la tutela dei diritti delle donne. Come la magnifica rettrice ha ricordato, purtroppo i troppi casi di violenza e di femminicidi nel nostro paese ci devono tutti spingere a fare di più per tutelare i diritti delle donne, l'eguaglianza di genere, ma anche la prevenzione di qualunque forma di violenza nei confronti delle donne. E questo deve valere nelle situazioni o nei paesi dove ci sono conflitti, ma anche nei paesi in cui non ci sono conflitti, in cui magari tanti di noi potrebbero pensare che i diritti umani tutto sommato sono ben tutelati, ma spesso non è così. Vorrei poi ricordare due ultimi settori in cui l'Italia è particolarmente impegnata: la tutela dei diritti dei bambini, dei minori, soprattutto nelle aree di conflitto. Abbiamo visto purtroppo in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, tante zone di guerra dove ci sono verificati casi di deportazione di bambini strappati dai loro genitori e dalle loro famiglie, di bambini arruolati in milizie o in eserciti, di bambini purtroppo uccisi in bombardamenti. Vorrei ricordare che l'Italia è molto attiva per sensibilizzare tutta la comunità internazionale sulla necessità di tutelare i più deboli nelle zone di conflitto e quindi in particolar modo i bambini e i minori. E infine un ultimo cenno va anche alla libertà di espressione, di comunicazione e all'incolumità dei giornalisti. Anche in questo caso purtroppo sono molte le aree geografiche o le situazioni di guerra, di conflitto, dove si registrano casi di uccisione di giornalisti, e questi sono i casi più gravi, o comunque anche episodi di intimidazione, di restrizione della libertà di movimento e di azione dei giornalisti. La professione dei giornalisti ovviamente è molto importante per garantire il diritto all'informazione, ma anche è uno dei pilastri di ogni società democratica. Vorrei concludere il mio intervento citando molto brevemente alcune organizzazioni internazionali o regionali che si occupano di diritti umani. Il pilastro della tutela dei diritti umani è uno dei tre pilastri o dei tre settori fondamentali in cui si articola l'attività delle Nazioni Unite. Gli altri due sono la cooperazione allo sviluppo e la pace e la sicurezza. E ai diritti umani le Nazioni Unite hanno dedicato un organismo, chiamiamolo così, apposito, che è il Consiglio diritti umani, che si riunisce più volte l'anno a Ginevra, e in cui la comunità internazionale può discutere ma anche adottare iniziative concrete per stimolare una maggiore tutela dei diritti umani in tutto il mondo. Infine, vorrei citare il Consiglio d'Europa e la Corte Europea dei diritti dell'uomo, che hanno sede a Strasburgo, che sono due fra i principali attori a livello regionale europeo per la tutela dei diritti umani. Vi ringrazio e auguro a tutti i presenti un buon lavoro e ottime discussioni. Grazie. Grazie al Ministro Samà per queste sue parole. Ora la nostra magnifica rettrice ci saluta perché si deve spostare alla Basilica di Santa Giustina. Grazie ancora per essere stata con noi.
all'Università di Padova è attiva una cattedra UNESCO, la cattedra UNESCO Diritti Umani, Democrazia e Pace, attivata ancora nel 1999, la seconda cattedra UNESCO attivata in Italia, ed è con noi oggi il Ministro Enrico Vicenti, che è il Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, e a lui do senz'altro la parola. Enrico. Grazie. Sono veramente molto contento di partecipare alla celebrazione del 25° anniversario della Dichiarazione dei diritti umani. Sono anche un po' emozionato perché questa sala è splendida e devo dire che è bellissimo vedere così tante studentesse e così tanti studenti partecipare a questo incontro, perché se i diritti umani hanno un futuro sarà effettivamente grazie al lavoro che potranno fare le giovani generazioni. A me sembra molto significativo che questa conferenza vede coinvolte istituzioni a livello nazionale, regionale, comunale, ma anche il mondo dell'associazionismo, le scuole per l'appunto e le università, perché questa articolazione dimostra che l'impegno in favore dei diritti umani nel nostro Paese è diffuso nella società, nella sua interezza, nella consapevolezza che proprio un impegno così esteso può dare frutti concreti nell'impegno per la difesa dei diritti umani. Un grazie sentito va al professor Mascia, che dirige la cattedra UNESCO per l'appunto diritti umani, democrazia e pace, e mi fa anche molto piacere vedere che c'è un po' un gioco di squadra delle cattedre UNESCO, perché sono state coinvolte sia le cattedre UNESCO di Ferrara con il professor Bianchi che quella di Bologna con il professor Tarozzi. Le cattedre UNESCO fanno parte diciamo, di una rete che in Italia conta 43 università che sono molto attive sia in programmi di studio e di ricerca, ma anche in iniziative come queste rivolte quindi a un settore più ampio, in un'ottica di educazione permanente, formale appunto e non necessariamente formale, ma anche appunto non formale, che è fondamentale per la crescita diciamo culturale della nostra società. C'è poi un'altra dimensione a livello locale correlata all'UNESCO che si occupa di diritti umani, che è quella della rete delle scuole associate all'UNESCO. Sono 31 in Italia e sono diciamo, coordinate dal Ministero dell'Istruzione, dal Dipartimento della professoressa Palumbo, che ringrazio appunto per questo importante impegno. Allora, per l'UNESCO l'educazione con il suo potere trasformativo e di empowerment ha sempre rappresentato uno strumento fondamentale per il perseguimento dei diritti umani, che è un obiettivo irrinunciabile per assicurare la pace mondiale, la pace perpetua, che poi è la missione principale che l'UNESCO si è data quando fu fondata dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale a Londra nel 1945. Effettivamente l'UNESCO è stata la prima agenzia delle Nazioni Unite a porre i diritti umani al centro della sua azione, tant'è che sono esplicitamente citati nell'articolo 1 della sua Costituzione. E l'UNESCO anche contribuì ai lavori preparatori del testo della dichiarazione, creando un comitato di intellettuali e di studiosi, proprio perché si voleva ricercare quei fondamenti filosofici comuni che potessero addivenire a una convergenza tra varie culture e tra varie scuole di pensiero, proprio per cercare di favorire un concreto impegno comune dei membri delle Nazioni Unite. Oggi come allora i diritti umani sono al centro del mandato dell'UNESCO, che nel 2003 si è dotata di 2 strategie al riguardo, una proprio sui diritti umani e l'altra sulla lotta al razzismo, alla discriminazione, alla xenofobia e all'intolleranza. Un'enfasi particolare è posta su 2 priorità globali che ha l'organizzazione, l'Africa e l'uguaglianza di genere, ma poi c'è un focus costante
mantenuto sui diritti all'educazione, alla libertà di espressione e di informazione, perché ricordiamo che l'UNESCO si occupa anche di comunicazione e informazione, alla partecipazione alla vita culturale, al godimento dei benefici della ricerca scientifica e dei suoi progressi, perché l'UNESCO è poi l'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di educazione, scienza e cultura. Ora, nella sua ultima conferenza generale di novembre, l'UNESCO ha approvato la revisione di una raccomandazione del 1974 che era dedicata alla cooperazione internazionale, ai diritti umani, alla ricerca della pace e alla tutela delle libertà fondamentali. All'epoca questo documento era veramente innovativo, era focalizzato sull'educazione in una prospettiva globale e di impegno in favore della solidarietà internazionale. Passati tanti anni si è resa necessaria una revisione che ha visto l'Italia in prima fila e i cambiamenti intercorsi negli ultimi 50 anni hanno effettivamente impattato sul contenuto di questa dichiarazione, lo vediamo a partire dal titolo. Il titolo è stato leggermente cambiato perché ora fa riferimento esplicito al tema della cittadinanza globale e dallo sviluppo sostenibile, considerati come due elementi chiavi per affrontare le nuove sfide legate alla diffusione di ideologie violente e portatrici di odio, come vediamo spesso succedere in rete, a nuove forme di razzismo, a modelli insostenibili di produzione e di consumo, alla crisi climatica e all'emergenza ambientale, alla diffusione di pandemie e malattie infettive che minacciano la salute mondiale e da ultimo con un grosso focus sull'intelligenza artificiale. Bene, la conferenza che si riunisce oggi propone di riprendere in mano il dibattito sui diritti umani e come lo vediamo anche qui nella brochure di presentazione, nella bussola i 4 punti cardinali hanno 4 direzioni precise, no? Diritti, dignità, uguaglianza e libertà. Ed effettivamente il tema della dignità della persona rappresenta il cardine dei diritti umani. Gli esseri umani, in quanto persone, rappresentano un fine in se stessi e devono riconoscere il loro valore reciprocamente. Per questo occorre educare all'empatia e all'immedesimazione che porta a riconoscere nell'altro un proprio simile. Si tratta di valori generali, al di sopra di legami familiari, affiliazioni religiose, appartenenze nazionali o a differenze culturali, le quali in fondo esprimono semplicemente la varietà in cui la biologia umana si manifesta nel mondo. La disuguaglianza, con livelli di disuguaglianza senza precedenti che caratterizzano oggi il rapporto tra gli Stati e all'interno degli stessi Stati, il principio di società più eque che garantiscano uguaglianza dei diritti e delle opportunità si è minacciosamente indebolito, contribuendo a una diffusa instabilità politica, economica e sociale che attraversa sia la dimensione geografica che quella intergenerazionale. Secondo me è particolarmente preoccupante l'impatto della disuguaglianza sulla crisi climatica. C'è stato in questi giorni la pubblicazione di un rapporto dell'Oxfam proprio in vista della COP in corso adesso a Dubai, il quale evidenzia che l'1% della popolazione più ricca del pianeta emette gas climalteranti pari a quelle di 5 miliardi di persone, quasi 2/3 dunque della popolazione mondiale che oggi conta 8 miliardi di abitanti sulla Terra. Ora, se allarghiamo un po' più lo spettro, il rapporto ci dice che il 10% più ricco è responsabile della metà delle emissioni totali. Questo fa capire come la crisi climatica sia una questione effettivamente di giustizia climatica. Ora è chiaro che questo incredibile livello di diseguaglianza ha un notevole impatto sui diritti delle persone di gran parte del mondo, già negati per motivi politici, religiosi ed economici. In questo ritengo che la riflessione sui diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, a cui poi daremo visibilità in questo incontro, è particolarmente opportuna, sia come drammatico caso concreto di violazione che si perpetua da numerosi anni, sia come esempio paradigmatico di come sia effettivamente impossibile assicurare una pace durevole senza il rispetto dei più elementari diritti umani. Infine la libertà, che in una società sempre più individualista e atomizzata è da tutti ricercata come un valore assoluto,
Però a fianco di questo fenomeno c'è la crescente inconsapevolezza della responsabilità che questo diritto comporta nei confronti degli altri esseri umani con cui stabiliamo relazioni. La libertà, così difficile da definire, complicata da perseguire e salvaguardare, spesso manipolata e pur sempre monitorata costantemente a livello mondiale da una miriade di indici che riguardano tutte le sue forme. È un bene prezioso che diamo troppo spesso per scontato e che è invece conculcato molto più di quanto si pensi anche nelle nostre società democratiche. Basti un solo esempio di drammatica attualità, lo diceva prima la magnifica rettrice, no? Proprio oggi si tengono a Padova i funerali di Giulia Cecchettin. Ecco, la violenza di genere che per le donne fa carta straccia delle più elementari e fondamentali libertà tutelate dalla Dichiarazione dei diritti umani. Ecco, è la grossissima sfida che ci troviamo ad affrontare. E questo per dire che in Italia, come del resto del mondo, c'è ancora molto da fare nei diritti umani. Quindi ben vengano iniziative come questa, ben venga il vostro coinvolgimento, la vostra attenzione oggi, il vostro impegno. Per questo vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon lavoro, proficuo lavoro nella giornata di oggi. Grazie al Ministro Enrico Vicenti e salutiamo le studentesse e gli studenti e gli insegnanti che sono collegati su Zoom. Sono oltre 100 le scuole collegate con noi questa mattina e che aderiscono alla rete nazionale delle scuole di pace, rete che collabora, che lavora insieme con la rete delle università italiane per la pace e il nostro centro di Ateneo per i diritti umani. Tra poco daremo la parola ad alcune studentesse e studenti delle scuole superiori della nostra città e gli interventi di queste studentesse e di questi studenti saranno introdotti da due dirigenti. Abbiamo online la professoressa Carmela Palumbo, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Buongiorno professoressa Palumbo. Buongiorno. Grazie per aver accolto il nostro invito. Con la professoressa Palumbo peraltro ci lega un rapporto di collaborazione che va indietro nel tempo, quando era responsabile dirigente dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto, e con lei abbiamo realizzato tante iniziative con le scuole nella nostra regione. La ringrazio per aver accolto il nostro invito e le do senz'altro la parola. Grazie, e sono particolarmente onorata di questo invito perché l'Università di Padova con il centro di Ateneo questa tradizione, voglio dire, ormai assolutamente radicata, consolidata proprio nell'insegnamento, diciamo, delle tematiche inerenti ai diritti umani. Io ho sentito i due interventi che mi hanno preceduto che sostanzialmente hanno, se vogliamo dire così, tracciato chiaramente perché la scuola deve occuparsi dei diritti umani e se ne deve occupare non solo attraverso, come dire, l'informazione, la formazione sui documenti, la consapevolezza dei collegamenti tra diciamo l'apparato, il complesso dei diritti umani di cui gode la persona e che sono riconosciuti e la nostra Costituzione. Quindi non solo è necessario che ovviamente la scuola nei confronti di tutti gli studenti gradualmente a seconda dell'età evidenzi questi aspetti e questi collegamenti e quindi diciamo svolga quella che possiamo dire è una più tradizionale attività didattica e questo lo fa diciamo nell'ambito in particolare dell'insegnamento dell'educazione civica, ma credo che sia importante proprio perché la questione dei diritti umani non è diciamo lontana da ciascuno di noi.
ma è qualcosa che ci può coinvolgere in ogni momento, anche inaspettatamente, anche nel nostro paese che è e si ritiene è particolarmente avanzato su queste tematiche. In realtà il rispetto dei diritti umani e la formazione progressiva degli studenti e dei cittadini su queste tematiche richiede, credo, un coinvolgimento attivo degli studenti, quindi in progetti, in iniziative, in attività che li mettano di fronte proprio all'esercizio della cittadinanza e quindi del rispetto concreto dei diritti non solo propri, ma soprattutto dei diritti delle altre persone. Da questo punto di vista è stato ricordato dal professor Mascia questa rete, anch'essa molto, ben consolidata delle scuole per la pace, appunto, svolge delle attività che secondo me vanno nella giusta direzione, perché affrontano con un taglio concreto, con riferimento a situazioni reali esistenti nel nostro paese e negli altri paesi, proprio le scelte che si possono fare, i comportamenti che si possono tenere per rispettare in concreto i diritti umani. Mi è piaciuto molto quello che è stato detto circa una sorta di vorrei dire quasi prerequisito, precondizione, ma in realtà credo si tratti proprio di educazione della persona, educazione senza altri, altre specificazioni, educazione punto, cioè la capacità di essere empatici con gli altri e di immedesimarsi nelle altre persone, quindi di comprendere sempre e comunque le ragioni, le sofferenze, i punti di vista delle altre persone. Ecco, questo credo sia veramente il mandato fondamentale della scuola. Abbiamo visto, appunto, oggi per Padova è una giornata emblematica e non voglio aggiungere altro, e come non si possa dare mai per scontato, mai per consolidato l'acquisizione del rispetto dei diritti umani, e come sia necessario che la scuola eserciti proprio un ruolo costante di formazione, ma vorrei dire anche di proprio testimonianza attiva e di coinvolgimento attivo degli studenti in progetti che possano effettivamente far cogliere il senso dell'educazione delle persone e del rispetto dei diritti di tutti. Ecco, con queste parole io vi voglio davvero ringraziare e sono felice che siano presenti anche molte scuole che daranno la loro testimonianza. Saluto tutti i presenti e mi scuso se non potrò continuare a stare collegata con voi. Grazie davvero. Grazie alla professoressa Palumbo e buon lavoro anche a lei. L'evento di oggi è promosso insieme con diverse scuole della nostra città, le cito: l'Istituto Tecnico Industriale Settore Tecnologico Francesco Severi, l'Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Professionale Leonardo da Vinci, l'Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Valle, il Liceo di Scienze Umane Amedeo di Savoia Duca d'Aosta, il Liceo di Scienze Umane Maria Ausiliatrice, Educantato Statale San Benedetto di Padova, ma anche con il Liceo Ginnasio Statale Giorgione di Castelfranco Veneto, ed è qui con noi il dirigente di questo istituto, il professore Franco De Vincenzi, che rappresenta un po' anche i dirigenti scolastici delle altre scuole della nostra città, e abbiamo chiesto a lui di portare un breve saluto. Franco, a te la parola. Grazie Marco, un saluto a tutte e a tutti voi. Per me è un onore essere in questa sala meravigliosa, centro di radiazione della cultura
e del sapere di un ateneo storico che appunto celebra 801 anni, ed è con profonda emozione che ho accolto l'invito di Marco e di Flavio di fare un saluto in questa sede, perché ritengo che oggi è una giornata particolare, particolarissima, non solo perché ricordiamo con qualche giorno di anticipo l'anniversario dei 75 anni appunto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che è la nostra carta comune, quindi è la nostra bussola, ma perché appunto oggi viene celebrato il funerale di Giulia Cecchettin qui a Padova, e in qualche modo, come dire, questa giornata in chiaroscuro ambivalente, in cui da un lato c'è la luce di una carta universale che ha 75 anni ma è così giovane e quindi non li dimostra, e dall'altro c'è la violenza perpetrata ai danni di una ragazza, una giovanissima studentessa tra l'altro qui in questo Ateneo, appunto, che dà l'immagine di un diritto violato, che è uno dei diritti fondamentali, anzi il principale, il diritto alla vita, uno dei diritti che sostanzia la libertà, la giustizia e la pace. Ecco, questa giornata in chiaroscuro ci dà l'idea di qual è la situazione nel mondo oggi. Tenete conto che ci sono 59 guerre guerreggiate, più un'infinità di conflitti non guerreggiati, che coinvolgono 2 miliardi di persone. Quindi quando si parla di guerre non si parla solo della guerra che si trova ai confini della nostra Europa o in Medio Oriente, ma si parla un po' di tutte le guerre, si parla delle vittime di tutte le guerre. Per cui la bussola dei diritti umani, a mio avviso, dovrebbe avere un ago che punta verso il sud, non verso il nord, il sud del mondo, e quindi verso i deboli, verso coloro che veramente hanno bisogno della nostra attenzione, e non solo un'attenzione mediatica e formale, badate bene, perché la sostanza che dobbiamo dare alle nostre parole deve essere tradotta nella testimonianza di vita che ciascuno di noi mette in campo all'interno dell'ambito in cui lavora. Parliamo della scuola, per quanto mi riguarda, dove nel mio liceo è già da anni attivo non solo un progetto di educazione alla pace, ma adesso un curricolo di educazione civica che è trasversale a tutti gli anni di corso, animato da una professoressa, la professoressa Silvia Gallo, che è qui presente, che ringrazio per il lavoro encomiabile che fa all'interno della nostra scuola per portare avanti appunto il messaggio della pace. Il messaggio della pace che appunto deve essere vita concreta, vita vissuta, testimonianza di vita. E così, a mo' di metanarrazione, vorrei raccontare che cosa ho pensato quando Marco mi ha invitato a fare questo saluto. Ho detto: cosa posso dire io di significativo in un contesto così importante? Cosa posso raccontare riguardo a fatti e a saperi che sono più che condivisi in un contesto come questo? E allora mi sono detto che forse più che dire parole mie dovrei usare le parole di qualcuno che ha vissuto nella propria vita, no? L'attenzione nei confronti dei ragazzi come grande educatore e quindi educatore alla pace. E ho ricordato il romanzo autobiografico di Mario Lodi, uno dei grandi nomi, un grande maestro di scuola, no? Che nella sua Piadena, a Vo di Piadena, aveva avviato un'esperienza che poi è durata decenni, no? Di contatto diretto con i ragazzi. Lui insegnava nella scuola primaria, applicava le tecniche di Frenet, era vicino al movimento di cooperazione educativa, quindi era un uomo di scuola. E Mario Lodi, nel suo romanzo autobiografico Il Corvo, racconta la sua vita d'infanzia, la vita durante la guerra, l'essere stato costretto ad andare militare, ovviamente come tutti, perché è chiamato alla leva, poi l'essere andato alla macchia, come facevano in molti che non condividevano ovviamente gli ideali del regime, essersi nascosto all'interno della sua casa, dove era stato ricavato un nascondiglio un po' simile al ripostiglio di Anna Frank, però questa volta non sopra ma sotto, proprio all'interno, dentro al terrapieno.
e racconta una vicenda che secondo me è emblematica, che è alla fine di questo romanzo autobiografico, per vedere come si possono tradurre in concreto i diritti umani affinché non siano delle semplici parole astratte. Alla fine lui viene catturato perché in bici stava andando verso la fabbrica dove aveva trovato un po' lavoro, e sempre nel suo paese natale. A un certo punto viene catturato e viene tradotto a catena, traduzione a catena. E Mario Lodi racconta che non sapeva cosa fosse questa traduzione a catena, come se dovesse essere messo in catene. In realtà non viene messo in catene. Traduzione a catena era una traduzione a tappe, quindi che veniva fatta attraverso i comuni del Cremonese, appunto, perché doveva raggiungere Milano, dove c'era il comando delle SS. Nel nord Italia occupato, non solo dalle truppe naziste, ma anche dai repubblichini che, come sapete, facevano da spalla, diciamo così, agli occupanti nazisti. Ebbene, cosa fa Mario Lodi? Viene prima tradotto verso Torre dei Picenardi, verso ovest, poi scende un po' più a sud, sempre accompagnato da un milite in bicicletta, verso Cingia dei Botti, e poi ancora verso ovest, verso il comune di Sospiro, non molto lontano da Cremona, e poi da lì fino ad arrivare a Milano. E racconta questo tragitto, e la cosa più bella di questo racconto è il rapporto umano che inizia a stabilire con il milite repubblichino che lo accompagnava. Quindi una serie di dialoghi che via via si sviluppano, quasi a far vedere com'è possibile ancora un lato umano anche tra parti contrapposte, tra parti che dovevano essere appunto in guerra tra loro. E invece racconta questa umanità. Addirittura quando si avvicina verso l'ultima tappa, anche comunque tappa intermedia, verso Sospiro, in questa landa innevata, a un certo punto, con l'ultimo milite repubblichino che lo doveva accompagnare a destinazione, vedono dei corvi in questa landa, e lui aveva il moschetto, ovviamente, il milite, e inizia a pensare come sarebbe bello e buono un brodo di corvo. E allora a un certo punto si appostano perché vedono questi due corvi. Lui, che tra l'altro, Mario Lodi, era stato addestrato anche all'uso del fucile da suo padre e quindi diceva un po' di avere una mira infallibile in questo dialogo, si appostano verso una siepe e, preso il fucile, il milite prende la mira, però non spara perché ha paura di far volare poi i corvi, quindi non avere il brodo per casa. E allora a un certo punto passa il moschetto a Mario Lodi, no? Il fucile, il milite che sta traducendo in caserma il suo arrestato, gli passa il fucile, mira questo corvo, Mario Lodi lo colpisce. Contento, il milite va a prendere il corvo, e in quel momento Mario Lodi si trova il colpo in canna, perché mette un altro colpo in canna del moschetto, con il milite che prende il corvo e lo trova davanti al mirino. E nelle ultime pagine di questo romanzo cosa dice Mario Lodi? Dice: in quel momento ho messo il colpo in canna, ho pensato appunto che avrei potuto sparargli e che da un lato c'era la mia prigionia e dall'altro la libertà. Bastava un semplice colpo, no? E colpire il milite e quindi scappare via con la sua bici. E mentre era tentato di far questo, ha avuto il pensiero di farlo, a un certo punto ha posato il moschetto e si è rialzato. Ecco in che cosa consiste per me la pace, in che cosa si sostanziano i diritti umani. Grazie. Grazie al dottor De Vincenzi. Invito il professore Massimiliano Tarozzi a venire qui con noi, se cambiamo il cartello, grazie. E ora ascoltiamo questi interventi delle alunne e degli alunni di alcune scuole della nostra città, e iniziamo con il liceo Scienze Umane Amedeo di Savoia Duca d'Aosta. E sono con noi Sara Giulia Giacomini, Vittoria Damini e Marica Rita Vullo.
Le facciamo sedere, le facciamo parlare qui. Facciamo. Ok. Prego. Qui. Ok, no, è tutto a posto. Ah, ok, scusa. Noi siamo una piccola rappresentanza degli studenti del Duca d'Aosta e da quest'anno scolastico siamo inseriti nella sezione Rondine e ci siamo presi l'impegno di rispettare e portare avanti il valore che questo progetto ci propone, ovvero il rispetto dei diritti umani. Nella storia la violazione dei diritti umani ha portato solamente al regresso della società e per questo ci è sembrato opportuno individuare e sottolineare alcune termini e parole chiave che sono richiamate sia nel progetto Rondine che nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Queste parole riguardano tutti e sono l'ascolto, le relazioni positive, la libertà, la solidarietà e l'uguaglianza. All'interno del nostro percorso ogni giorno ci mettiamo in gioco per instaurare relazioni positive e collaborative, sperando che il nostro comportamento possa risultare la chiave di lettura corretta per noi stessi e per il futuro della collettività. Se ci guardiamo intorno a livello locale, nazionale o internazionale, notiamo che molti di questi diritti vengono violati ogni giorno, ma è per questo che diventa importante la collaborazione tra tutti, per evitare inutili conflitti e per far sì che la rabbia e l'odio non prevalgano. E se anche ci chiediamo quanto possa essere utopico voler trasformare i diritti e le relazioni umane in un percorso di pace, crediamo ancora oggi nei principi valoriali della Dichiarazione universale dei diritti umani, firmata da tutti gli Stati. Ci impegniamo costantemente nel rispetto dei diritti, a cominciare da noi stessi, nella nostra scuola e nelle nostre famiglie. Crediamo possibile la pace, anche alla luce del fatto che le istituzioni servono da presidio per un futuro che riguarda tutti e che deve portare serenità e benessere a partire da noi stessi. Grazie a Sara e Vittoria. E ora diamo la parola ad Anna Tramontana Guli dell'Educantato Statale San Benedetto. E poi si prepara per il Liceo delle Scienze Umane Maria Ausiliatrice Nicole Cuppoletti e Giulia Zampieri. Nel 2023 si celebra il 75° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Sempre nel 2023 il rapporto di Amnesty International denuncia alcune situazioni critiche in Italia, tra cui il ricorso da parte della polizia ad un eccessivo uso della forza contro i manifestanti, la violenza contro le donne, in particolare l'aumento di femminicidi, il ritardo nei soccorsi dei migranti, salvati in mare dalle organizzazioni non governative, la mancata emanazione di norme più adeguate per contrastare l'odio verso le persone LGBT, le donne e le persone con disabilità. Questi sono alcuni dei diritti violati nel nostro Paese e nel mondo. Noi ci poniamo l'obiettivo di rendere coscienti le persone anche sui diritti non esplicitati nei documenti ufficiali. In particolare ci soffermiamo sul diritto a non venire catalogati, perché nessuno dovrebbe essere discriminato per com'è, per ciò in cui crede, per la sua cultura, i suoi pensieri e per il suo lavoro. È insito nell'uomo giudicare l'altro. Ma perché? Perché una persona omosessuale viene discriminata per le sue scelte sessuali e non per la persona che è? Perché una prostituta viene giudicata solo per la vita che conduce e non, prima di tutto, come donna? Perché un musulmano viene catalogato come un possibile terrorista? Tutti siamo vittime di stereotipi ed etichette, vittime e carnefici allo stesso tempo, ma non bisogna perdere di vista che al centro di tutto ci deve essere sempre la persona, con i suoi bisogni, con la sua intelligenza e con le sue fragilità.
è necessario che l'uomo e la donna siano considerati, prima di tutto, in quanto esseri umani, con pari diritti che non devono essere lesi o violati in nessun modo e per nessun motivo. Ma si possono educare le persone a non deridere, discriminare o imprigionare in stereotipi? Grazie. Grazie Anna, e ora la parola a Nicole e Giulia del Liceo delle Scienze Umane, Maria Ausiliatrice, e poi si prepara Silvia Marin del Servizio Civile Universale del Comune di Padova. Grazie. Come Liceo delle Scienze Umane Maria Ausiliatrice di Padova, desideriamo anzitutto rivolgere un cordiale saluto alle autorità civili e accademiche presenti, ringraziando per l'invito all'importante evento di oggi. In questi giorni, anche grazie all'opportunità offertaci dal convegno, noi studenti e studentesse abbiamo avuto modo di riflettere sul tema dei diritti umani, un tema che si è rivelato essere tanto vasto, si pensi alle numerose carte dei diritti emanate fino ad oggi, quanto attualissimo. Quella che ha portato alla nascita dei diritti umani è una storia assai lunga, che ha visto protagonisti illustri pensatori, filosofi e giuristi, i quali hanno avvertito la necessità di tutelare l'uomo in quanto tale. Sulla scia di questa evoluzione storica e dopo gli orrori dei totalitarismi, il 10 dicembre del 1948 vede la sua nascita la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata a Parigi dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La dichiarazione proclama solennemente i diritti umani come universali e inalienabili, considerandoli il fondamento della libertà, della giustizia e della pace a livello globale. Il catalogo di tali diritti è molto vasto, si pensi ad esempio al diritto allo svago o al benessere. Emerge quindi la questione relativa all'esistenza di un limite all'espansione quantitativa dei diritti umani. La presenza di diritti difficili da realizzare nelle dichiarazioni può essere interpretata come un impegno ideale, ma può anche sollevare interrogativi sulla possibilità di attuarli. Una riflessione critica su come tradurre i principi in azioni tangibili è cruciale per evitare un divario tra l'idealismo, o peggio la retorica, dei diritti umani e la loro effettiva realizzazione. La prospettiva rivendicazionalista dei diritti, se spinta all'eccesso, potrebbe incrinare quel vincolo comunitario che ci tiene uniti gli uni agli altri. Per questo è importante fare appello, in tutti i contesti della quotidianità, alla nostre responsabilità personali e collettive, contro l'indifferenza, l'ipocrisia e la rassegnazione. Silvia Marin sta facendo il servizio civile presso le biblioteche civiche del Comune di Padova. A lei la parola, Silvia. Buongiorno a tutti e tutte e grazie per questo piccolo spazio. Dallo scorso maggio sto svolgendo il mio servizio civile universale presso le biblioteche civiche di Padova. Il servizio civile è già di per sé un impegno di pace e di educazione umana nei confronti di una comunità e di un territorio, ed è proprio da qui, da una comunità che abita in un territorio appunto, che cominciano i diritti umani, riprendendo le vivide parole di Eleanor Roosevelt del 1958, dove cominciano i diritti umani universali in posti piccoli, vicini a casa, come il quartiere, la scuola, la fabbrica, il campo, l'ufficio. Ecco, aggiungo, in posti come la biblioteca pubblica del vostro quartiere, della vostra città. I diritti umani cominciano dalla possibilità data a ciascuno di accedere a un luogo caldo e accogliente, gratuitamente, in cui cercare gli strumenti per conoscere, formarsi, imparare, per trovare delle informazioni o anche solo qualche parola gentile, senza giudizio e senza distinzioni di età, di genere, di etnia, di status sociale. La biblioteca è questo luogo e bisogna aiutarla a esserlo sempre di più, perché come ci ricorda il manifesto IFLA UNESCO delle biblioteche pubbliche, la biblioteca è creatrice di comunità, a cominciare dal tavolo in cui si trovano seduti vicini, lo studente fuori sede in sessione, il pensionato appassionato di storia, la persona da poco arrivata nel nostro paese che sta imparando l'italiano, l'adulto in attesa di un'occupazione.
fino al gruppo di bambini e bambine da tutto il mondo che si raduna in sala ragazzi attorno a una lettura ad alta voce. La biblioteca pubblica è questo luogo piccolo, vicino a casa, in cui i diritti umani sono custoditi, e questa custodia avviene silenziosamente, ogni giorno, attraverso una diversità umana che si incontra senza farsi la guerra e partecipa, vive, si informa, pensa, legge e cresce insieme pacificamente. Grazie. Grazie a Sara, a Vittoria, a Marica, a Anna, a Nicola, a Giulia e a Silvia per queste riflessioni che hanno arricchito il dibattito di questa mattina. Grazie veramente per il vostro contributo. Ora dovremmo avere collegato dal Ministero degli Affari Esteri l'ambasciatore Fabrizio Petri. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Abbiamo il Presidente del Fabrizio Petri, è il Presidente del Comitato Interministeriale per i diritti umani che ha sede presso appunto il Ministero degli Affari Esteri e ha l'importante compito di rispondere, di dialogare con gli organismi internazionali che si occupano della promozione e della protezione dei diritti umani. Il CIDU collabora da tantissimi anni con il nostro Centro di Ateneo per i diritti umani. Siamo veramente felici di averti con noi oggi, seppur in modalità remota. A te la parola. Grazie professor Mascia, grazie a voi. Spero che si senta bene. Sì, si sente bene, grazie. Perfetto. Grazie a voi, lo hai già detto, c'è una collaborazione storica che precede ovviamente il mio arrivo qui al Comitato Interministeriale per i diritti umani con l'Università di Padova, col Centro Ateneo per i diritti umani, e veramente siamo noi primi ad essere orgogliosi di questa collaborazione che nel corso degli anni si è molto arricchita. E quindi veramente grazie per avermi invitato, un piacere. Mi dispiace non essere potuto venire in presenza, ma è un piacere vero essere con voi in un momento così difficile, così complesso come quello che stiamo affrontando a livello internazionale, veramente un momento complessissimo. Però riprendendo il filo già citato, mi hanno fatto piacere veramente gli interventi che hanno preceduto. Le persone così giovani, così motivate, sono veramente qualcosa di stupendo da ascoltare. Come già diceva proprio la famosa Roosevelt, e ovviamente dobbiamo ricordarci e avere quindi un minimo, mantenere la fiducia che i 75 anni stanno a testimoniare qualcosa di importante, ovvero questa dichiarazione universale venne dopo la Seconda Guerra Mondiale e lei stessa, la Roosevelt, la definì come un common standard di ideali, quindi dei principi, ideali che tutti i popoli, tutte le nazioni dovrebbero cercare di raggiungere a termine, e al fine proprio di lasciarsi alle spalle le brutalità che il conflitto, la Seconda Guerra Mondiale aveva, e poi già quella prima anche aveva ovviamente purtroppo rivelato. Ora, oggi, quindi, in un momento così difficile come quello di oggi, è importante ricordarsi che siamo parte di un percorso veramente solido, io penso, un percorso che dal punto di vista mio, per rimanere poi anche un po' concreto, vorrei nucleare in due aspetti. Uno è quello del dialogo, quindi rifacendomi proprio all'esperienza del CIDU, e per non rimanere in astratti, vorrei ricordare che come comitato facciamo un grosso lavoro di dialogo con la società civile, nella consapevolezza che il percorso dei diritti umani è un percorso che deve coinvolgere proprio tutti, istituzioni, il mondo accademico che è parte ovviamente delle istituzioni, la società civile e poi tanti altri attori, ovviamente i sindacati, le imprese. Noi abbiamo infatti due piani. Uno si chiama Donne, Pace e Sicurezza e l'altro Impresa e Diritti Umani. Sono due piani d'azione che il CIDU ha sviluppato nel corso degli anni proprio con un enorme dialogo vivo, reale. Siamo veramente un po' un fiore all'occhiello sotto questo profilo. Ci è stato riconosciuto anche dalle Nazioni Unite, che ci hanno considerato una best practice internazionale. Il piano d'azione Imprese e Diritti Umani è stato fatto con consultazioni pubbliche. Quello su Donne, Pace e Sicurezza addirittura è stato scritto assieme alla società civile e al mondo accademico da un gruppo di lavoro ad hoc, e vi assicuro che sono cose abbastanza uniche, soprattutto quello che è successo col piano
pace e sicurezza, perché veramente il coinvolgimento, il dialogo quindi è stato reale e concreto. Quindi questo è il primo punto fondamentale, il dialogo fondamentale, coinvolge tutti gli attori possibili per rendere il percorso dei diritti umani sempre più stabile e sempre più profondo e diffuso. L'altra cosa è il rafforzamento delle istituzioni. Quando si sono di fronte a momenti critici, quando si sono di fronte a situazioni complesse, le istituzioni vanno rafforzate. E questo rafforzamento è quindi una cosa che forse ancora, non so se ne avevamo avuto occasione di parlare con il professor Mascia, c'è un sviluppo internazionale molto interessante da un anno, ovvero le Nazioni Unite hanno fatto una risoluzione proprio per creare un network mondiale dei comitati i comitati come il CIDO ce ne hanno vari paesi, il CIDO è uno dei più antichi, ma in particolare 3 paesi di 3 aree geografiche diverse, Marocco, Portogallo e Paraguay, hanno preso l'iniziativa di creare questo network insieme ovviamente al segretario delle Nazioni Unite con il sostegno dell'NCC. C'è stata una prima conferenza a Marrakesh nel 2022 dove hanno partecipato 3 presidenti di questi paesi, noi siamo stati attenti ed è stato fatto un percorso. Fabrizio, scusami se ti interrompo. Proprio per creare. Sì. Mi senti, Fabrizio? Prego. No, volevo dire che ti sentiamo sì. molto male a intermittenza. Cioè c'è un collegamento non proprio ottimale. Bene, forse avete sentito che è stato un network di comitati interministeriali a livello mondiale. Ti sentiamo ad intermittenza, Presidente. Purtroppo, che dobbiamo fare? Oggi a Roma c'è stata una pesta, forse. Dai, allora ti salutiamo qui, vediamo se magari riusciamo più tardi. Grazie. Grazie. Grazie al Presidente Petri, peccato per questa difficoltà di collegamento. Dunque, abbiamo detto questa mattina, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani compie 75 anni. Il 10 dicembre dello scorso anno ci siamo ritrovati peraltro lo stesso giorno in questa stessa aula con la nostra magnifica rettrice che apriva l'anno dei diritti umani. Un anno intenso, un anno durante il quale abbiamo organizzato una molteplicità di eventi che hanno coinvolto migliaia di studenti e di insegnanti in percorsi di ricerca e azione sulla pace e i diritti umani. Ma anche un anno, lo ha sottolineato la magnifica rettrice, durante il quale la protezione dei diritti umani a livello globale non solo ha subito una battuta d'arresto, ma ha fatto una regressione come mai era accaduto nel passato recente. Stiamo vivendo in un'epoca in cui non soltanto è in atto una regressione per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti umani, ma è in atto una vera e propria illegalità internazionale. Cioè siamo in un'epoca in cui i governi dicono a noi di rispettare il diritto, e noi lo rispettiamo perché siamo dei cittadini attivi e responsabili, ma loro non rispettano il diritto internazionale. Questo è il grande problema che noi abbiamo di fronte. Questo è il grande problema che noi abbiamo di fronte. Per questo abbiamo intitolato questo evento Riprendiamo in mano la bussola dei diritti umani. Vedete, a Gaza dove stanno soffrendo decine di migliaia di bambini, di anziani, di donne, tutti i diritti umani sono violati. Tutti i diritti umani sono violati. È violato il diritto internazionale dei diritti umani, è violato il diritto internazionale umanitario, è violato il diritto internazionale penale, è violata la Carta delle Nazioni Unite,
ed è calpestata la Dichiarazione universale dei diritti umani che oggi compie 75 anni. Quindi è difficile, vero, è molto difficile questa mattina, no? Celebrare la dichiarazione come se fosse un giorno di festa. Ed è difficile anche perché tra poco inizieranno le esequie di Giulia Cecchettin, la nostra laureanda brutalmente assassinata. Allora, queste circostanze non devono però fiaccare la nostra volontà di discernere, la nostra volontà di trovare soluzioni adeguate ad arginare il drammatico disordine in atto. Oggi ci ritroviamo in quest'Aula piena di storia per riaccendere lo spirito della Dichiarazione universale dei diritti umani, per riprendere in mano la bussola dei diritti umani che i nostri governanti hanno perduto. Le diagnosi non devono però costituire alibi per non impegnarsi a intraprendere azioni conseguenti in tutti gli ambiti della società, a partire dalla scuola e dall'università. La Dichiarazione universale dei diritti umani, è vero, viene scritta all'indomani della Seconda Guerra Mondiale per affermare un principio cardine dell'ordine internazionale, cioè il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti eguali e inalienabili come fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Cosa significa questo? Questo significa che i governi, questo significa che la sovranità nazionale, che l'interesse nazionale non è più al centro dell'ordine mondiale. Al centro dell'ordine mondiale c'è la dignità umana, c'è la persona umana. E questa è una svolta, no? Se pensiamo, è vero, al diritto, ai principi che erano stati scaturiti dalla pace di Westfalia in poi. E non avremmo la Dichiarazione universale dei diritti umani se 3 anni prima non fosse stata creata l'Organizzazione delle Nazioni Unite, con il compito, l'incipit, no, del preambolo, di salvare le future generazioni dal flagello della guerra e riaffermare la fede nei diritti fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana. Vedete come la Dichiarazione universale e la Carta, no, pongono al centro, no, allora, siamo all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, dignità e diritti, no? Dignità e diritti. E la Dichiarazione universale allora è la nostra bussola, è la bussola dell'umanità. Non ci sono alternative, io non vedo alternative all'ordine di San Francisco, alla Carta delle Nazioni Unite, a quella dichiarazione che fu pensata all'indomani di quel tragico conflitto mondiale. Non ci sono alternative alla via istituzionale e giuridica alla pace. Però bisogna rafforzare il multilateralismo, cioè bisogna rafforzare l'Organizzazione Internazionale Multilaterale, che è quella stessa organizzazione che ha originato, che ha prodotto, che ha dato vita al diritto internazionale dei diritti umani. Cioè se noi buttiamo a mare l'ONU, ma cosa fa l'ONU? Ma perché l'ONU non previene queste? Perché? Ma perché l'ONU è ciò che i suoi Stati membri vogliono che sia, in particolare quelli più forti. Quindi non possiamo scaricare sull'ONU responsabilità che sono dei governi, che sono degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e in particolare degli Stati più forti, dei 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza. E se noi vogliamo salvare questa dichiarazione dobbiamo salvare anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite. È vero? Quindi no, nell'enciclica Pacem in Terris Papa Giovanni XXIII indicava, no, tra i segni dei tempi l'istituzione, l'ONU, no, e la legge, no, la Dichiarazione universale dei diritti umani.
E nella solenne affermazione dell'articolo 1, no, che dice tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti, sono iscritti questi 4 punti cardinali della nostra bussola che abbiamo qui davanti: dignità, diritti, libertà e uguaglianza. E il ministro Vicenti ha ben tratteggiato poi il contenuto, è vero, di questi 4 punti cardinali, e lo ringrazio per questo. Mi consente di essere più breve e farò una piccola riflessione sul tema della libertà, riprendendo un breve testo. La dichiarazione pone in relazione fra loro 3 libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Queste 3 libertà sono interdipendenti e indivisibili rispetto a tutti gli altri diritti fondamentali, ma con una caratteristica peculiare che Antonio Papisca descrive con queste parole: gli altri diritti possono essere distrutti dall'esterno. Si pensi al diritto all'alimentazione, o al diritto alla salute, o al diritto al lavoro. Non è così per i 3 diritti dell'articolo 18. Essi hanno un'intrinseca forza di resistenza. Possono essere combattuti, possono essere contrastati, ma sopravvivono comunque, più forti della morte. Mi possono mettere in carcere, possono combattere la mia religione, ma le mie idee, la mia fede, la mia coscienza rimangono intatte. Al dittatore, al carnefice, si può sempre gridare: dov'è la tua vittoria? Chiusa la citazione. Allora la Dichiarazione universale si chiude con un forte richiamo ai doveri verso la comunità, nella quale si legge soltanto possibile il libero e pieno sviluppo della personalità, e ci ricorda che i nostri diritti finiscono dove iniziano i diritti degli altri, e questo ce l'hanno ricordato le studentesse e gli studenti che sono intervenuti poco fa. Dunque non ci sono diritti senza responsabilità. Non ci sono diritti senza responsabilità. Allora, come dicevo all'inizio, non ci sono più alibi per non impegnarsi tutti insieme a intraprendere quelle azioni che sono necessarie per trasformare il presente e il futuro, prendendosi concretamente cura di tutti i diritti umani per tutti. La Commissione internazionale sui futuri dell'educazione, promossa dall'UNESCO, denuncia, e cito, che un ordine mondiale ancorato ai valori comuni espressi nella Dichiarazione universale si sta indebolendo, e sostiene che un nuovo contratto sociale per l'educazione deve essere fondato sui diritti umani e comprendere un'etica della cura. I nostri governanti devono una volta per tutte decidere da che parte stare: dalla parte dell'ONU, del multilateralismo e del diritto internazionale dei diritti umani, e dunque dalla parte della legalità, oppure dalla parte di coloro che, in una logica ancora tutta obesiana, westfaliana, statocentrica e dunque belligena, rifiutano autorità sopraordinate agli Stati, agiscono unilateralmente o per coalizioni e rifiutano di rispettare le norme internazionali stabilite con la Carta delle Nazioni Unite e con la Dichiarazione universale. Non c'è una via di mezzo: o stai dalla parte del diritto o sei contro il diritto e ti poni fuori dall'ordinamento giuridico internazionale. E così come all'interno di uno Stato, una persona che viola il diritto, una volta che ha subito un processo, è considerato un criminale, bene, anche nel sistema della politica internazionale noi abbiamo dei criminali, e questo dobbiamo incominciare a dirlo. Dobbiamo incominciare a dirlo e prendere atto di questo e reagire. Questa è la nostra grande responsabilità. Abbiamo, noi che siamo qui, non siamo dei sonnambuli, come alcuni studiosi vogliono farci ricredere. Non siamo dei sonnambuli, siamo dei cittadini attivi e responsabili. Abbiamo da sempre una bussola, i diritti umani, un metodo, la cura,
e un grande progetto per il presente e per il futuro. Fare pace, fare è verbo prima che sostantivo, è verbo. Bisogna agire per fare la pace nella nostra scuola, nel nostro quartiere, nelle nostre città, a Gaza, a Kiev, a Khartoum, a Aleppo. Grazie per la vostra attenzione. E ora, prima di dare la parola al professore Massimiliano Tarozzi, dovremmo avere collegato con noi il professore Patrizio Bianchi. Ci sei, Patrizio? Ci sono. Eccolo qua. Patrizio Bianchi è stato rettore dell'Università di Ferrara, è stato nostro ministro dell'istruzione ed ora è il portavoce, eccolo, è ora il portavoce della rete delle cattedre UNESCO italiane. È un grande piacere, un grande onore averti con noi e ti do senz'altro la parola. Vi ringrazio moltissimo, Marco. Scusatemi tutti, ragazzi e ragazze, di non essere con voi, ma ho un piccolo strascico di un piccolo Covid che ci ricorda come il morbo è ancora fra di noi, ma il morbo più drammatico che è fra di noi è il morbo della violenza. Il morbo della violenza, come stiamo vedendo purtroppo, va da Gaza fino a Padova, fino alle nostre case. E allora diventa fondamentale questa giornata in cui coincidono i funerali di Giulia e il ricordo di tutti coloro che nel mondo stanno soffrendo per la violenza. Il ricordo di tutti coloro che nel mondo stanno soffrendo perché vengono meno i diritti umani. Vedete, la pace non è un dato. Non è vero che c'è la pace e di tanto in tanto c'è la guerra. No, la pace è una costruzione difficile, una costruzione difficilissima, che parte da ognuno di noi, ma parte soprattutto da quei grandi monumenti che noi abbiamo nella nostra storia che ci ricordano non solo immani tragedie, ma anche la capacità di reagire a queste tragedie. Il nostro monumento è la nostra Costituzione. La nostra Costituzione ha un articolo 2 meraviglioso, rileggetelo, che dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili. Riconosce e garantisce perché i diritti vengono addirittura prima della Repubblica, ma contestualmente richiede il dovere inderogabile della solidarietà. Vedete, la solidarietà non è un accessorio, non è un'attitudine individuale. Per la nostra Costituzione la solidarietà è l'elemento fondamentale, il collante della Repubblica ed è altrettanto importante quanto sono i diritti. Ha ragione Marco, non c'è diritto senza responsabilità, ma non c'è responsabilità senza esercizio quotidiano della solidarietà. E questa parte nelle nostre scuole. Le scuole che, voglio ripetere, lo ripeto, la scuola che deve essere aperta, inclusiva e affettuosa. Affettuosa, ragazze, affettuosa, ragazzi. Affettuoso vuol dire non soltanto in cui si insegna una qualche materia legata all'affettività, no, si pratica l'affettuosità, cioè la capacità di costruire una comunità che durerà al di là delle cose, che deve durare al di là delle persone, che deve durare al di là anche dei momenti, una affettuosità che deve andare al di là anche delle persone che conosciamo, al di là anche di tutti coloro che sono i nostri limiti e le nostre capacità. Noi adesso lavoriamo in queste cattedre UNESCO. Le cattedre UNESCO hanno diversi compiti: la pace, la cultura, la nostra storia,
ma tutti insieme quest'anno dedicheremo le nostre parole a quel documento che diceva prima il ministro Vicenti. Dopo 50 anni siamo riusciti a rimettere mano a quel documento sull'educazione alla pace, e in uno lavoro faticosissimo, perché il multilateralismo, cioè per provare a mettersi tutti insieme per trovare una parola comune, è difficilissimo, però si può fare. E abbiamo trovato tutti insieme, 193 paesi, siamo riusciti a trovare un testo in cui si dice una cosa fondamentale: l'educazione alla pace è l'educazione ai diritti delle persone, alle libertà fondamentali, allo sviluppo sostenibile, dove sostenibile vuol dire dal punto di vista ambientale, umano, sociale, civile. Vuol dire riconoscere che ci sono dei fatti che riguardano tutti. Le grandi epidemie sono un fatto planetario, il clima è un fatto planetario, le migrazioni sono un fatto planetario, la pace è un fatto planetario. Non c'è nessun governo al mondo che può pensare di risolvere questi problemi da solo, o meglio contro gli altri. E invece noi vediamo che risorgono i sovranismi, risorgano le fughe verso soluzioni totalitarie, risorgono i tentativi di risolvere nella violenza quello che è generato dalla violenza. Contro queste cose si dice no, si dice semplicemente no. Si dice semplicemente che questa non è la via. La via della pace è una via difficile, ragazzi, una via complicata, una via che parte dalle nostre biblioteche popolari, come diceva prima, riparte dal fatto che i nostri gesti sono fatti per Giulia, come diceva prima la nostra rettrice, il fatto che noi stiamo tutti lavorando in modo diverso, e dobbiamo sentire questo obbligo profondo della solidarietà come un problema di costruzione della pace. E la pace parte dal riconoscimento reciproco, dal rispetto reciproco. Le ragazze che hanno parlato prima hanno parlato in maniera splendida, non ci sono parole in più, però l'unica parola in più è: costruiamo la pace giorno dopo giorno insieme. Vedete, costruire la pace non si fa da soli, si fa insieme. E allora tutti coloro che dicono che la soluzione è tornare indietro, che la soluzione è la violenza, che la soluzione è la sopraffazione, noi semplicemente, serenamente, ma con forza, ricordiamo che stiamo costruendo la pace insieme. Grazie. Grazie Patrizio, grazie per il tuo pensiero che ci hai donato questa mattina. E ora diamo la parola al professore Massimiliano Tarozzi. Massimiliano Tarozzi è un professore ordinario di pedagogia generale all'Università di Bologna ed è una cattedra UNESCO. Lui è cattedra UNESCO Educazione alla cittadinanza globale. Nella sua università ha attivato un centro di eccellenza sul tema della cittadinanza globale e quindi siamo veramente ansiosi di ascoltare le sue parole. Grazie Massimiliano. Grazie a te, grazie a tutti. Beh, intanto anche un ringraziamento a Patrizio Bianchi insieme agli auguri di pronta guarigione. Grazie per aver ricordato anche questa rete delle cattedre UNESCO che più volte è stata evocata, di cui insieme al professor Mascia, insieme al nostro portavoce Patrizio Bianchi mi onoro di far parte insieme ad altre 40 colleghe e colleghi di Bologna. Volevo ringraziare in modo non formale Marco Mascia, l'Università di Padova, per aver organizzato questo evento così importante e così attuale e tempestivo. Poi volevo anche ringraziare Marco per le sue parole, no? Nel ricordarci con spietato realismo la situazione in cui siamo, ma anche insieme a questo spietato realismo
una prospettiva di speranza e di responsabilità che insieme a questo spietato realismo portiamo insieme. Credo che questo sia un po' il discorso che introduce molto bene le poche parole che volevo dire da un punto di vista dell'educazione alla cittadinanza globale, che è questo il tema a cui mi è stato chiesto di parlare, che va un po' nella direzione di combinare realismo e utopia per costruire una società più pacifica, più giusta e sostenibile. Posso interrompere Come un secondo? no? Siccome stanno iniziando ora le esequie alla Basilica di Santa Giustina, vi chiederei di alzarvi in piedi e facciamo un minuto di rumore, come ci hanno chiesto. In tanti usate delle chiavi, potete battere le mani, i piedi. Grazie. Bene. Scusa, grazie Massimiliano. Certo, doveroso e ancora più importante parlare di realismo e di speranza e dell'importanza di educare e di rieducarci a ripensare una società più giusta, equa, pacifica e sostenibile. Questo è un po' il senso dell'educazione alla cittadinanza globale. Ora, mi è stato assegnato questo titolo dal quartiere all'ONU, l'educazione alla cittadinanza globale. Mi piace moltissimo questo titolo, che non l'ho scelto io, lo trovo bellissimo, mi ha proprio entusiasmato. Perché mi ha entusiasmato? Perché troppo spesso quando si parla di educazione alla cittadinanza globale si pensa a qualcosa di estremamente astratto, lontanissimo e completamente sganciato dai territori in cui siamo, che è probabilmente l'errore principale più grave che possiamo fare, quando invece una prospettiva globale, universale o multilaterale anche in educazione ha bisogno di dialogare con i territori, con i loro conflitti, con le loro tensioni, con le loro contraddizioni che sono nei territori, ma anche con le opportunità e con le risorse che i territori danno. Questa connessione è assolutamente fondamentale e ci tornerò sopra su questa connessione in chiusura. Volevo citare due importanti passi in avanti che nella definizione di educazione alla cittadinanza globale, nel suo stretto collegamento con i diritti umani di cui parliamo oggi e con l'educazione ai diritti umani di cui parliamo oggi, sono ultimamente uscite soprattutto ad opera di UNESCO. Lo farò molto velocemente perché entrambi questi documenti sono già stati citati da chi mi ha preceduto, non a caso. Il primo è la revisione della raccomandazione UNESCO del 1974, di cui il dottor Vicenti ha iniziato a parlare e poi anche Patrizio ha proseguito l'importanza di questo documento, che storicamente era importante nel 1974 in piena guerra fredda e parlava di pace e di diritti umani in un mondo diviso fra due blocchi o storicamente molto lontano dal nostro, e che oggi a decine di anni di distanza ribadisce l'importanza della pace, dell'educazione alla pace attraverso i diritti umani, ma introduce nuovi concetti più attuali che riflettono la condizione in cui siamo oggi, no? Che sono la cittadinanza globale e l'educazione allo sviluppo sostenibile o la sostenibilità. Quindi allargano il concetto di pace e di diritti umani non soltanto alla comunità sociale, ma anche alle relazioni responsabili con il nostro pianeta,
che è un'altra dimensione sulla quale non possiamo non fare conto e che è strettamente connessa con i discorsi che stiamo facendo. L'altro documento, ne accennavi tu Marco, il report dell'UNESCO uscito l'anno scorso, il terzo report dell'UNESCO sull'educazione, sui futuri dell'educazione, che si chiama Rimmaginare i nostri futuri insieme per un nuovo contratto sociale per l'educazione. Un documento molto importante, molto ricco, è stato recentemente tradotto in italiano, sarà presentato domani, no? Domani sarà presentato la traduzione italiana di questo documento, che è estremamente importante perché è la terza volta che l'UNESCO propone una riflessione sui futuri dell'educazione in modo accurato e estremamente competente, a seguito di un lavoro di una commissione che in modo molto importante è stata per la prima volta coordinata e presieduta da una donna non europea, dalla ex presidente della Repubblica Etiope, Saleh Work Zewde, che ha coordinato questo lavoro. Questo documento, non entrerò nei dettagli, ne abbiamo già parlato, un po' ne abbiamo già parlato, ma è importante perché invita a riflettere che per costruire una società diversa, quella a cui stiamo riflettendo, no? Per creare dei futuri pacifici, giusti e sostenibili, l'educazione può giocare un ruolo, ma l'educazione deve essere trasformata. E deve essere trasformata radicalmente sulla base di un nuovo contratto sociale. Qualsiasi cosa questo voglia dire, ma un contratto sociale che è fondato sui diritti umani. I diritti umani sono la base per costruire questo nuovo contratto sociale. Ovviamente non si parla di un contratto sociale che ha un valore giuridico, non ha un valore politico, è una simbolica, etica e educativa idea di ricostruire un contratto sociale per rifondare l'educazione, per consentirci di riconcettualizzare i modi in cui gli esseri umani si relazionano gli uni con gli altri, gli uomini e le donne si relazionano gli uni con gli altri, il modo con cui si regolano le relazioni interpersonali e tra strati con o meno con la violenza, il rapporto con la tecnologia e un modo diverso di abitare il pianeta. Modo diverso e sostenibile di abitare il pianeta. Questa è la materia su cui questo documento, a cui vi rimando a una lettura, è l'argomento di cui parla. In questo si sta il concetto di educazione alla cittadinanza globale, che è quello di cui mi accingo a parlare. Viene esplicitamente menzionata come una prospettiva educativa per perseguire questa trasformazione dell'educazione e per riscrivere questo contratto sociale. L'educazione l'educazione alla cittadinanza globale quindi è un concetto che unisce, alcuni può essere chiamato anche educazione dello sviluppo sostenibile, sono due concetti abbastanza paralleli o comunque complementari, e ha al suo interno questa idea di cittadinanza, no? che è curiosa perché appunto è un paradosso giuridico-politico, perché la cittadinanza non può essere globale per definizione, dal punto di vista giuridico non ha senso, le cittadinanze sono soltanto nazionali, ma è carico di un valore etico e un valore educativo, perché è proprio un tipo di cittadinanza che dichiara un insieme di obblighi, di diritti che tutti gli esseri umani condividono, e sono esattamente i diritti umani che ci assegnano questo senso di cittadinanza globale e planetaria. È un tipo di cittadinanza che non ha senso se non sulla base dei diritti umani, e fondano la nostra appartenenza al pianeta Terra come società mondiale e globale. Questo ci assegna dei limiti, ci assegna delle responsabilità, ci assegna però anche dei diritti e dal punto di vista dell'educazione ci abilita all'esercizio di questi diritti. Non è soltanto che ci assegna dei diritti, l'educazione ci abilita a esercitare i diritti di cui siamo titolari. Questo è l'obiettivo dell'educazione della cittadinanza globale, che nasce modernamente,
c'è un punto d'origine. Nel 2012 l'allora segretario generale delle Nazioni Unite lanciò un'iniziativa globale per l'educazione, la Global Education First Initiative, in cui lanciò 3 priorità per l'educazione nel millennio, eravamo all'inizio del millennio, un'educazione di qualità, la formazione di primaria per tutti e educare la cittadinanza globale, promuovere la cittadinanza globale come una delle priorità dell'educazione. La comunità internazionale, attraverso le Nazioni Unite, poi quindi verso la sua agenzia per l'educazione, la cultura e la scienza, l'UNESCO, si sono intestati questa sfida di educare la cittadinanza globale. Da allora organizzazioni sovranazionali e governi nazionali si stanno attrezzando per cercare di tradurre questa indicazione in qualche prospettiva di cambiamento, di riforma educativa, cercando di introdurla in qualche modo all'interno dei curricoli scolastici, delle linee guida nazionali o delle pratiche didattiche nella scuola e fuori dalla scuola. Ricordo poi che nel 2015 l'educazione alla cittadinanza globale insieme all'educazione allo sviluppo sostenibile è inserita all'interno dell'Agenda 2030, gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Immagino che tutti sappiamo di che cosa stiamo parlando. Tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, il quarto riguarda le sfide dell'educazione. Dentro quel quarto lì c'è il 4.7, che è un traguardo nel quale viene indicata espressamente l'obiettivo di promuovere l'educazione ai diritti umani, l'educazione alla pace, l'educazione allo sviluppo sostenibile e l'educazione alla cittadinanza globale, tutti insieme, nello stesso articolo, che può essere confusivo, ma in realtà non è confusivo, perché c'è una coerenza in tutto questo. E quello che c'è indicato in quell'obiettivo di sviluppo sostenibile, in quel 4.7, indica che viene proposta una visione integrata che tiene insieme queste prospettive, che ha una funzione trasformativa. Questo è la cosa, non è un obiettivo conoscitivo, non c'è l'obiettivo di fare in modo che i ragazzi e le ragazze delle future generazioni imparino qualche nuovo contenuto o un nuovo set di conoscenze o di competenze che riguarda i diritti umani, quali sono, o l'educazione alla pace e allo sviluppo sostenibile. No, è un obiettivo trasformativo. L'obiettivo di questo target e in generale dell'educazione della cittadinanza globale è quello di offrire, e su questo vorrei tranquillizzare gli insegnanti e le insegnanti che sono qua, gli studenti, non c'è intenzione di aggiungere un'altra materia alla scuola, l'educazione della cittadinanza globale, non è questo lo scopo. Lo scopo è semmai quello di offrire un paio di occhiali che consentano di riflettere o risignificare degli apprendimenti che già esistono e dare loro una prospettiva globale e abilitare coloro che sono in apprendimento a diventare agenti di cambiamento nei loro contesti, per promuovere questo tipo di cambiamento in questa direzione verso la pace, la giustizia sociale e la sostenibilità planetaria. È una prospettiva, quindi una prospettiva di cambiamento, un paio di occhiali che servono a ripensare le cose. Ora però, e vado verso la conclusione, mi rendo conto, quando diciamo queste cose, che si rischia e in questo contesto, abbiamo appena fatto un minuto di ricordo per Giulia, abbiamo appena ricordato che cosa sta succedendo in questo momento mentre parliamo qui, in questa sala, che cosa sta succedendo a Gaza e in altri 50 paesi del mondo. Mi rendo conto che parlare di queste cose si rischia terribilmente di passare per idealisti utopici, astratti e privi di alcun senso di realtà. Mi rendo conto perfettamente che c'è questo ed è realistico questo rischio, è vero che c'è questo rischio, è vero che mentre parliamo di questo stiamo costantemente e contemporaneamente, noi come individui, ma soprattutto gli stati che ci rappresentano, continuano a fare politiche timide nei confronti della protezione dell'ambiente per contrastare i cambiamenti climatici, continuano a usare le guerre come strumento per la risoluzione dei conflitti internazionali, continuano a fare delle politiche insensate e dissennate di distruzione del pianeta, eccetera, eccetera. Sappiamo che siamo in questa condizione, quindi il rischio di passare per un vuoto idealista è forte, è sicuramente forte. E mi ricordo le parole di Freire quando diceva solo sperare è sperare invano. Non abbiamo bisogno di una speranza vuota.
Però al tempo stesso so anche che la rassegnazione e il pessimismo la rassegnazione del pessimismo finiscono per fare il gioco di chi non vuole il cambiamento. È la logica terribile della rassegnazione che è implicita nel concetto di TINA, di there is no alternative. Devi accettare questo perché non ci sono alternative. E questo è un modo per alimentare una rassegnazione che è uno degli strumenti che molte delle politiche attuali stanno utilizzando, ma che va esattamente nella direzione opposta delle prospettive educative. E qui mi ritorna la domanda che faceva Anna, no, con cui ha chiuso il suo discorso, che se ho capito bene, ha chiuso la sua affermazione, il suo bel discorso con una domanda: ma si possono educare per uscire, è possibile educare per uscire dagli stereotipi? Ha chiuso con questo punto interrogativo abbastanza inquietante alla fine, realistico, ma però si può fare questo? Beh, io credo che sì, che si deve poter, si deve tentare, vado esattamente nella direzione di quello di cui parlava Marco Mascia prima. I diritti umani sono un presidio fondamentale che sono sì minacciati. Mi ero segnato, pensa, la stessa citazione che hai fatto tu dal report, quando l'ordine mondiale ancorato ai valori espressi dalla dichiarazione dei diritti umani si sta indebolendo. È la stessa citazione che hai fatto tu e non ci eravamo messi d'accordo. È vero che c'è questa situazione, ma i diritti umani sono questo presidio, sono questa linea che distingue umanità e barbarie. Sono ciò che ci assegna anche un nuovo modo di stare al mondo, con gli altri e con il pianeta. Quindi è questa la cosa che dobbiamo decidere dove vogliamo stare. Certo che c'è questa regressione, certo che oggi sono minacciati, certo che i diritti umani vanno protetti prima di tutto. No, prima ancora che diffusi, che compresi, eccetera, eccetera, vanno prima di tutto protetti. Però questa prospettiva di cambiamento è fondamentale e occorre infondere una prospettiva di speranza, ma una prospettiva di speranza diversa dalla vuoto sperare, una speranza critica che diventa una virtù politica. Una virtù politica perché con la speranza critica, cioè con la possibilità di vedere alternative, di costruire dei mondi possibili, questa è politica nel suo senso più nobile del termine. La politica richiede di poter vedere ciò che ancora non c'è, di immaginare mondi possibili. È il prerequisito per l'azione politica. In questo senso l'educazione della cittadinanza globale va in quella direzione. Uno degli intellettuale che ha fatto parte del comitato che ha scritto quel rapporto sui futuri dell'educazione che citavo prima, è l'antropologo culturale Appadurai, ha scritto un bellissimo libro dove ha parlato dell'importanza di educare alla capacità di aspirare, di abilitare le persone alla capacità di aspirare, come capacità di costruire dei mondi possibili e per gettare le premesse per poter cambiare. Quindi in questo senso questa capacità di aspirare è un sapere trasformativo e non soltanto riproduttivo. In questo senso va esattamente nella direzione in cui va l'educazione e la cittadinanza globale, qualsiasi cosa questa voglio dire, come una prospettiva di cambiamento. E allora, e qui vado appunto davvero verso la conclusione, c'è una tendenza che sembra contrapporsi a quella della prospettiva globale, che è quella che cerca di costruire una falsa alternativa, una falsa opposizione fra globale e locale, fra la nazione e la globalizzazione, fra i patrioti e i globalisti. È una prospettiva, pochi anni fa, Trump fece esattamente questo discorso di fronte all'Assemblea delle Nazioni Unite, dove parlò del fatto che il futuro dei patrioti e delle nazioni è più importante dei vincoli della globalità. E disse questo di fronte all'Assemblea delle Nazioni Unite. Ora io credo che questa distinzione tra locale e globale come due prospettive che vanno in sensi opposti, per riprendere appunto e concludere con il titolo che mi è stato assegnato, sia una falsa opposizione, sia strumentale, mentre invece la
dimensione locale, territori, quartieri. Le città sono strettamente connesse con una prospettiva globale. E qui appunto ritorno al titolo, perché una prospettiva globale di educazione della cittadinanza globale che non sia radicata in un quartiere, in una città, in una zona specifica, è incerta, è astratta, potremmo dire è zoppa, si muove in maniera incerta. D'altra parte però una prospettiva locale, di quartiere, chiusa e limitata dai paraocchi e non aperta al mondo, è una visione è una prospettiva senza visione, è una visione miope, è una visione senza una bussola. E quindi queste due dimensioni, locale e globale, devono essere sempre costantemente approfondite per dare un senso concreto e attuale anche a una visione di educazione della cittadinanza globale. Mi fermo qui. Grazie al professore Tarozzi per questa bellissima riflessione e per aver sottolineato che ciò che distingue l'umanità dalla barbarie sono i diritti umani. Antonio Papisca diceva: se i diritti umani hanno un cuore, questi sono i diritti umani. Abbiamo in collegamento online la dottoressa Francesca Albanese, eccola. Buongiorno Francesca. Francesca Albanese è relatrice speciale del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati. Siamo veramente felici, è una grande gioia averti con noi, seppur online, però sappiamo, perché ce l'hai promesso, che il 10 di dicembre sarai ad Assisi con noi alla Marcia della Pace e della Fraternità. Francesca, a te la parola. Grazie mille e buongiorno a tutte e tutti. Ringrazio innanzitutto le scuole di Padova, la Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace e la Rete Nazionale delle Scuole di Pace e il professor Marco Mascia in particolare per avermi invitata a questa giornata per celebrare i 75 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. E sì, sarò con voi tra pochissimi giorni con grande felicità, nonostante le ore tragiche, i giorni tragici che viviamo. Mi rincuora sapere e vedere che tra voi in aula magna ci sono tante e tanti docenti e soprattutto tante e tanti studenti e studentesse, perché è soprattutto ai giovani che mi rivolgo con rispetto e incoraggiamento, perché siete voi la promessa e la speranza di un futuro migliore. E in qualche modo è vostra la sfida per correggere ciò che del nostro sistema, di quel sistema fondato su un ordine mondiale pensato per evitare la guerra e le guerre, come si diceva poc'anzi, come guerra come strumento di amministrazione anziché di risoluzione dei conflitti. Bene, questo sistema ancora non funziona. Oggi, alla luce dello stato dei diritti umani nel mondo e soprattutto della brutale impennata di violenza in Palestina, un anniversario come quello della Dichiarazione per i diritti umani è un momento critico per una riflessione sobria e onesta su tutto ciò che non funziona, su tutto ciò che è andato storto, sulle sfide che ancora persistono e su qualsiasi opportunità di progresso che andrebbe privilegiata in Medio Oriente e altrove. E vorrei partire dal Medio Oriente oggi, la crisi apocalittica che si trova a vivere come emblema e cartina al tornasole di altri squilibri, di altre ingiustizie mai sanate. La dichiarazione che oggi celebriamo si apre con una vocazione che enuncia: considerato il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani, dice la dichiarazione, hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno
è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'essere umano. Queste sono parole lapidarie, ma che cosa vogliono dire oggi? Quanto mettono in discussione l'operato della comunità internazionale di questi ultimi 75 anni? E vorrei portare l'attenzione sulla Palestina, sulla situazione nel territorio palestinese occupato, Striscia di Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est, che ho la responsabilità, l'onere ma anche l'onore di rappresentare da esperto indipendente in seno alle Nazioni Unite, per rispondere ad alcune di queste domande. In questi giorni è impossibile parlare di quello che succede in quella terra martoriata senza partire dallo squarcio che lo scorso 7 ottobre ha rappresentato per tutte e tutti noi, una data che è già una sorta di spartiacque nella tormentata storia del territorio palestinese occupato e di Israele. Dal 7 ottobre sono state uccise 1200 persone in Israele, tra cui 40 bambini, mentre migliaia sono state ferite e centinaia sono state prese ostaggio da Hamas e forse anche da altri gruppi armati provenienti dalla Striscia di Gaza occupata. E sono almeno 16.000 i palestinesi, tra cui 6.500 bambini, quelli uccisi dalle forze di occupazione israeliana in uno dei bombardamenti più aggressivi della storia dal secondo dopoguerra in qua. Sono 1.800.000 i palestinesi sfollati, che costituiscono l'80% dell'intera popolazione già sotto assedio prima del 7 ottobre nella Striscia di Gaza, mentre il 60% dell'infrastruttura civile della Striscia di Gaza è stata distrutta o severamente danneggiata in seno ad un'operazione militare che ha inoltre impedito l'ingresso di qualsiasi aiuto umanitario alla popolazione civile, che ha impedito i corridoi umanitari verso altre parti del territorio palestinese occupato o di Israele per oltre un mese, sono quasi 2 mesi ormai. Dopo 7 giorni di pausa, il rilascio di alcuni ostaggi israeliani e di alcuni detenuti palestinesi, la maggior parte di questi ultimi bambini, donne, molti detenuti senza accusa né processo, i bombardamenti sono ricominciati e nel mentre le forze di occupazione israeliane e coloni israeliani armati hanno continuato a terrorizzare e uccidere palestinesi in Cisgiordania e Gerusalemme Est, là dove non c'è presenza militare di Hamas, eppure sono continuati questi crimini, così come anche l'arresto arbitrario di migliaia di palestinesi. Ciò che i militanti di Hamas hanno fatto contro i civili in Israele, nonché la cattura di ostaggi, costituiscono senza alcun dubbio crimini di guerra e in quanto tali devono essere giudicati e puniti. Allo stesso modo la risposta di Israele assume gli estremi di crimini internazionali, perché il bombardamento a tappeto di un territorio che è molto piccolo, sono 360 km quadrati in cui vivevano 2.200.000 persone. L'assedio rafforzato della Striscia di Gaza, il blocco dell'accesso di rifornimenti, di aiuti umanitari, l'aver tagliato luce e acqua, la possibilità di avere accesso a medicinali, costituiscono tutte violazioni gravissime del diritto umanitario, del principio di umanità, dei principi di distinzione, precauzione e proporzionalità nell'azione militare. Sono anche questi crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E molti di noi, relatori speciali delle Nazioni Unite, abbiamo sollevato il grave rischio che Israele stia commettendo un genocidio. Non siamo una Corte Penale Internazionale, ma tutte le volte che c'è un pericolo che gravi crimini siano commessi, atrocità siano commesse, c'è un obbligo della comunità internazionale ad intervenire per prevenire che queste atrocità si portino a termine. L'attacco del 7 ottobre, per quanto criminale, non giustifica la conduzione di un attacco altrettanto illegale e criminale, soprattutto alla luce del fatto che la storia della Palestina sotto occupazione non comincia il 7 ottobre e che il popolo palestinese non solo vive sotto un'occupazione illegale ormai da 56 anni
da quando Israele ha occupato Cisgiordania, Gerusalemme Est e Striscia di Gaza, e progressivamente trasformando il controllo sul territorio in un veicolo per costruire incessantemente, una dopo l'altra, colonie illegali. E Gerusalemme Est, e tutte queste costituiscono crimini di guerra che hanno comportato anche lo sfollamento forzato, sistematico e diffuso della popolazione palestinese dal territorio occupato, che costituisce un crimine contro l'umanità. Questa è la realtà che esiste da 56 anni nella Palestina occupata, in ciò che resta della Palestina storica, e che la comunità internazionale si è ben guardata dall'ostacolare e dal sanzionare. Ma inoltre, e questo non si può dimenticare in un anniversario così importante come la Dichiarazione universale dei diritti umani, lo Stato di Israele, rifugio storico e patria agognata dagli ebrei di tutto il mondo, è stato creato scacciando e spossessando il popolo arabo di Palestina da quello che diventò Israele come Stato per i soli ebrei 75 anni fa. È incredibile che questo anniversario, 75esimo anno della Carta della Dichiarazione universale dei diritti umani, coincida anche con la creazione dello Stato di Israele e con lo spossessamento e lo smembramento di quella che era stata fino ad allora la Palestina storica. La comunità internazionale di 75 anni fa, tentando di riparare ai crimini atroci perpetrati contro gli ebrei, dopo secoli di persecuzioni culminate con il genocidio di quel popolo, con l'Olocausto, con la Shoah, supportò la creazione di uno Stato ebraico, ma questo coincise con la soppressione e la violazione dei diritti fondamentali di un altro popolo che in Palestina viveva e per cui la Palestina era patria di musulmani, di cristiani ed ebrei. E è fondamentale conoscere il passato per determinare il proprio futuro, soprattutto alla luce di quanto fatto, imparando dalle lezioni della storia. Oggi, in questo momento, di fronte alla distruzione di Gaza e del popolo palestinese, qual è il nostro compito? Qual è il nostro arsenale? E la risposta ancora una volta riecheggia nella Dichiarazione universale dei diritti umani come patto storico e promessa per un'umanità migliore e sicura, che deve servire da faro e da guida, soprattutto nei momenti di crisi come quello di oggi. La lotta per i diritti umani è un viaggio in continua evoluzione e, se permettete, è un viaggio in salita, non un semplice traguardo. Così, affinché i diritti umani siano sempre più forti rispetto ad ogni arma di distruzione, devono essere ben chiari gli obiettivi urgenti di breve periodo e quelli di lungo periodo per la costruzione di un processo di pace che sia vero, che sia onesto. Questa è la sfida della Dichiarazione universale dei diritti umani oggi, nel suo 75esimo anniversario, e per la risoluzione dell'attuale crisi in Medio Oriente. Questo è il suo banco di prova, perché questa crisi rappresenta molto di più che una crisi regionale o di una crisi tra soli israeliani e palestinesi, perché il sud del mondo si identifica con il popolo palestinese, soggiogato da un Israele che riflette e ripropone modi di dominazione e controllo tipici del nord globale, tipici dell'Occidente. Nello specifico, questo anniversario ci deve servire come punto di riflessione di lungo periodo sulla capacità, sulla preparazione e la lungimiranza della comunità internazionale nel sostenere e promuovere una soluzione duratura fondata sulla giustizia e sul rispetto del diritto, innanzitutto all'autodeterminazione del popolo palestinese, perché questo diritto che rimane ancora inatteso e disatteso e violato. Nel breve periodo è necessaria una cessazione permanente delle ostilità, il rilascio degli ostaggi israeliani, il rilascio dei prigionieri palestinesi detenuti arbitrariamente, e ci tengo a sottolineare che sono molti bambini, specialmente di 12 anni, e donne, tanti detenuti senza processo né capi di imputazione. Bisogna garantire l'accesso senza restrizioni di alcun tipo agli aiuti umanitari, nel rispetto delle norme internazionali e senza interferire con il protocollo. Quando dico che bisogna impegnarsi per la costruzione di un processo di pace, vorrei che fosse presente che propongo un linguaggio e una strategia che siano entrambi inclusivi, che
che appunto prevedano tanto i palestinesi quanto gli israeliani, perché sono anche gli israeliani a pagare la situazione corrente, sono anche essi stessi vittime di questo conflitto quasi più che irrisolvibile, indecifrabile ormai. Nel lungo periodo la soluzione si deve fondare sul diritto, sulla realizzazione dei diritti di tutte e tutti, della libertà, dell'uguaglianza di tutte e tutti, senza distinzione. Questo significa realizzare l'autodeterminazione per tutti i popoli che vivono nella Palestina storica, in Israele e ciò che resta della Palestina storica, il territorio palestinese occupato. Il diritto all'autodeterminazione, il divieto di apartheid, il divieto di aggressione, il divieto di annessione sono norme imperative del diritto internazionale. Non vi è ammessa deroga. Ciò dà luogo a degli obblighi che si chiamano in legalese erga omnes, cioè sono gli stati terzi, ma anche le organizzazioni internazionali tenuti a non riconoscere come legittima, a favorire la situazione legale creata in questo senso dallo Stato di Israele e nel territorio palestinese occupato. Pensate per esempio al commercio con le colonie illegali. L'Unione Europea si vanta di aver etichettato i prodotti provenienti dalle colonie che sono in circolazione sui nostri mercati, ma questi prodotti che emanano da reati, da crimini internazionali non dovrebbero proprio essere ammessi nei nostri mercati. Gli Stati dovrebbero garantire che tali violazioni cessino e che i diritti fondamentali di tutti, ancora una volta senza distinzione, siano realizzati. Ciò può assumere molte forme, da misure economiche coercitive, misure politiche, misure diplomatiche, come previste dalla Carta delle Nazioni Unite e come ampiamente utilizzato. Si pensi al caso della guerra illegittima che la Russia ha scatenato contro l'Ucraina. La fine dell'occupazione, lo smantellamento dell'apparato militare e d'apartheid che Israele ha imposto ai palestinesi è una condizione sine qua non affinché il popolo palestinese sia in grado di godere del proprio diritto ad esistere come popolo. E la comunità internazionale ha la responsabilità e i mezzi per garantirne la sicurezza anche in un periodo di transizione. Solo in seguito i termini di una soluzione politica potranno essere discussi tra israeliani e palestinesi. E al di là della Palestina, e mi avvio a concludere, la sfida di questo tempo è la persistente eredità del colonialismo e la cultura di supremazia che lo sostiene, che purtroppo anche la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani da sola non è sufficiente a smantellare. Serve una presa di coscienza collettiva e globale per sradicare ciò che del colonialismo ancora sopravvive nell'ordine internazionale di cui facciamo parte. La discriminazione ereditata dal colonialismo di vecchio stampo persiste e questo è evidente nel trattamento dei popoli del sud del mondo, come della Palestina, ma anche dei migranti e dei rifugiati da parte dei paesi occidentali, dovunque essi siano, Australia, Nuova Zelanda, America, Canada e Europa. Il sistema dei diritti umani deve essere all'altezza della sfida e delle sfide di questo tempo e di affrontare le cause profonde delle ingiustizie radicate nella mentalità coloniale che ancora portiamo avanti. La sfida è per tutte e tutti noi e spero che siano in noi in tante e tanti tra voi che ci ascoltate pronti a raccoglierla. E con questo vi ringrazio. Grazie a Francesca Albanese, grazie non soltanto per la riflessione che ci hai donato questa mattina, ma anche per il tuo impegno per la causa dei diritti umani e per gli inalienabili diritti del popolo palestinese. È appena uscito per i tipi fuoriscena RCS J'accuse, questo libro di Francesca Albanese con il sottotitolo Gli attacchi del 7 ottobre, Hamas, il terrorismo, Israele, l'apartheid in Palestina e la guerra, un libro senz'altro da leggere. E ora entriamo nell'ultima parte della nostra conferenza
inviterei qui gli assessori e l'assessore Francesca Benciolini, Giuseppe Selmo e Jacopo Buffolo. L'assessora Giorgia Businaro purtroppo questa notte non è stata bene e si scusa, ma non ha potuto raggiungere la nostra conferenza. Prego. Ci siamo? Ed è con noi online la professoressa Enza Pellecchia dell'Università di Pisa, che è la coordinatrice della rete delle università italiane per la pace. E quindi buongiorno Enza, grazie di esserti collegata e a te la parola. Siamo in aula magna, ci vedi? Vi vedo. Ci vedi. Ho anche ascoltato Francesca e sono felice di aver potuto apprezzare ancora una volta la sua competenza e la sua passione rispetto ai temi di cui si occupa. A te la parola, Enza. Grazie mille. Buongiorno a tutte e a tutti, complimenti per l'iniziativa di oggi. Io ci tengo sempre a sottolineare, quando Marco Mascia mi presenta come coordinatrice della rete delle università per la pace, che sono coordinatrice insieme a lui. Il doppio coordinamento della rete è il frutto di una attenta riflessione e abbiamo pensato che già fosse un esercizio di pace e di condivisione della responsabilità, non voglio dire del potere di dirigere una struttura, ma della responsabilità di dirigere una struttura, introdurre una figura duplice alla guida, e quindi questa è la ragione per cui sottolineo sempre, oltre che naturalmente riconoscere il ruolo e il contributo del collega e amico Marco Mascia. Io vi porto i saluti di tutta la rete, una rete che oggi conta 71 atenei, e in apertura di questa sessione che ha il titolo Costruire città pacifiche mi permetto di fare qualche piccolissima riflessione sul tema della città e della costruzione di città pacifiche. Certo, sembra quasi surreale prendere la parola dopo Francesca Albanese, che ha descritto in maniera così vivida, così accorata che cosa è la distruzione di una città, che cosa è la distruzione degli aggregati urbani. Eppure è proprio in questo contrasto, no, tra ciò che è quello che sta accadendo e quelle che sono invece le città pacifiche, la costruzione di città pacifiche che noi comunque aspiriamo a poter costruire anche in un mondo che è in pace o che comunque non vive guerre come quelle che ci ha descritto Francesca. Ebbene, questo apparente contrasto comunque consente di sviluppare delle riflessioni e richiamare l'attenzione sul fatto che costruire città pacifiche evidentemente è una necessità anche laddove non viviamo vere e proprie guerre, ma questo non esclude che viviamo conflitti. E questo mi dà anche l'occasione per sottolineare la differenza tra due termini che vengono spesso usati come sinonimi, ovvero guerra e conflitto. La guerra è la trasformazione violenta di un conflitto, ma il conflitto è una dimensione assolutamente fisiologica di qualunque aggregato umano e dunque anche urbano. Dunque le città certamente possono essere, anzi sono fisiologicamente luoghi di conflitto, e proprio per questo le città possono essere straordinari laboratori di costruzione della pace, e dunque ha un senso l'espressione costruire città pacifiche anche laddove non si tratti di popolazioni in guerra. Ho cercato di individuare alcune parole chiave per un possibile percorso di costruzione
di città pacifiche, premettendo che l'espressione città pacifiche mi piace molto di più dell'espressione ormai inflazionata e per la quale ho una personale insofferenza di città smart, di città intelligente, come se la città intelligente fosse necessariamente sempre e soltanto la città iperconnessa tecnologicamente, che spesso peraltro diventa una città che, se per un verso è utile a risolvere alcune questioni, per l'altro per via del divide tecnologico genera anche altre forme di emarginazione e di subalternità. Ora, mi piacerebbe molto che le nostre città fossero intelligenti, ma prima di tutto nel senso di intelligere, comprendere a fondo quali sono le problematiche e il modo in cui queste città possono appunto risolverle. E dunque quali potrebbero essere i temi della costruzione di città pacifiche? Intanto riflettere sull'identità stessa della città, che non è soltanto il dentro le mura, ma è uno osmosi continua con i territori circostanti. E inoltre lo spazio città è uno spazio appunto abitato, ed è uno spazio abitato da corpi, e questi corpi corrispondono a identità plurali, identità molteplici, che fisiologicamente sono portatrici di conflitti. Ed infatti ci sono i residenti, gli studenti, soprattutto in città universitarie, Pisa lo è, Padova lo è, e quindi sappiamo quanto è importante e al tempo stesso problematica per alcuni versi la presenza di studenti, i migranti, che ormai sempre di più sono nostri concittadini e che dobbiamo il più possibile valorizzare e non emarginare. Le realtà associative, che sono attori importanti per la costruzione di città pacifiche, gli anziani. La nostra popolazione è una popolazione che ha un tasso di invecchiamento altissimo e un tasso di natalità molto basso, e dunque gli anziani costituiscono una fetta sempre più significativa di popolazione con dei bisogni specifici che possono entrare in conflitto con quelli delle altre soggettività che abitano la necessità. Naturalmente i giovani, portatori a loro volta di altri bisogni e di altre necessità, le donne. Le donne, oggi costruire città pacifiche, e lo dico oggi più che mai in questa giornata in cui a Padova si celebra il funerale di Giulia Cecchettin, costruire città pacifiche significa costruire città femministe, cioè città che pongano comunque al centro i bisogni delle donne, la sicurezza delle donne, spazi pensati per una città che nel momento in cui è a misura di donna diventa veramente anche a misura di tutti. Città sostenibili. Le città pacifiche devono essere città sostenibili dal punto di vista energetico, e dunque piani energetici, ma anche piani del cibo. Un cibo che sia il più possibile un cibo sostenibile, che sfrutta le filiere circostanti e che dunque crea anche un rapporto armonioso dal punto di vista della produzione del cibo. Il tema della rigenerazione urbana, vedete, sto facendo un catalogo anche disordinato, ma questo dà anche il senso della ricchezza e della bellezza della sfida. Si usa molto il termine di rigenerazione urbana, ci credo moltissimo in questa possibilità. La possibilità di valorizzare beni comuni superando il paradigma proprietario della proprietà individuale, sia essa pubblica o privata, e invece valorizzando forme di uso collettivo di beni che, indipendentemente dalla titolarità proprietaria pubblica o privata, sono però spazi aperti di condivisione e di socializzazione. Quindi un tema entusiasmante, e apprezzo moltissimo che in una giornata di celebrazione dell'anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani sia comunque stato inserito anche il tema costruire città pacifiche. Quindi complimenti e buon lavoro a chi esporrà in questa sessione. Grazie mille. Grazie alla professoressa Pellecchia, grazie Enza. La rete delle università italiane per la pace è particolarmente impegnata
a promuovere all'interno dell'università la ricerca e l'insegnamento sulla pace, no? E questo lo ha bene ricordato Daniela Mappelli all'inizio, la nostra magnifica rettrice. Stiamo portando avanti, chiudo subito, un progetto strategico che è quello di dar vita ad un dottorato di ricerca nazionale sugli studi sulla pace. Un dottorato nazionale significa un dottorato che coinvolge almeno 10 università e che ci siano almeno 30 borse di studio. Quindi nel giro di 3 anni, se dovessimo riuscire a farlo partire, noi potremmo licenziare, laureare una 30 dottori di ricerca che hanno fatto un dottorato sugli studi sulla pace e che potrebbero poi potenzialmente entrare nell'università, iniziare una carriera universitaria e portare dentro l'università l'insegnamento e la ricerca sulla pace. Ora do la parola a Flavio Lotti che poi concluderà questa nostra conferenza e che ci dà la cornice insieme a Enza Pellecchia di questo ultimo pacchetto, di quest'ultima fase, di quest'ultimo passaggio della nostra conferenza. Flavio. Grazie Marco, grazie ancora una volta a tutte e a tutti voi che siete qui e grazie ancora una volta anche a tutte le studentesse, gli studenti, i docenti che ci seguono via Zoom. Siete tantissimi e siamo davvero molto contenti che abbiate colto l'opportunità di stare qui con noi. Fino ad ora abbiamo sentito parlare molto delle nostre responsabilità, di ciò che possiamo fare noi come persone, come cittadini, ma abbiamo pensato di dedicare questa ultima parte del nostro incontro di oggi per accendere i riflettori sulle istituzioni. Ma non parleremo dell'ONU, non parleremo dei governi, parleremo delle nostre città, cioè delle istituzioni che ci sono più vicine. Perché parliamo delle istituzioni? Perché vogliamo parlare delle nostre città? Perché non ci sono diritti umani, non ci potranno essere diritti umani senza istituzioni determinate a difenderli, a proteggerli e a realizzarli, a promuoverli e a realizzarli. Quindi abbiamo bisogno di istituzioni, abbiamo bisogno assolutamente di istituzioni e qui abbiamo 3 rappresentanti di 3 città di questa nostra comunità territoriale del Veneto, il comune di Padova, il comune di Vicenza e il comune di Verona. 3 esponenti politici, 3 rappresentanti di queste istituzioni che hanno assunto la delega, vale a dire il mandato, vale a dire la responsabilità di promuovere la cultura e la politica della pace, dei diritti umani e della cooperazione internazionale all'interno delle proprie città, delle proprie istituzioni e quindi delle proprie comunità. E quindi passo volentieri immediatamente la parola a Francesca Benciolini, che è l'assessore appunto alla pace, ai diritti umani e alla cooperazione internazionale del Comune di Padova. Grazie Francesca. Grazie Flavio, grazie Marco Mascia, ringrazio tutte e tutti voi, studenti e studentesse che siete qua oggi numerosi, per questa presenza. Oggi ci siamo interrogati a lungo rispetto anche a questo evento grande che sta avvenendo nel nostro territorio sul senso di questo evento, e il senso è proprio l'essere qua assieme a ribadire e a chiedere formazione sul tema dei diritti umani all'interno della nostra città, perché come è stato detto più volte in questi giorni da tante persone sui giornali, da tanti vostri coetanei, Giulia sia l'ultima e sappiamo già che non è l'ultima, e quindi l'urgenza di essere insieme qua non tanto e non solo
nell'ambito di quello che sta avvenendo a Santa Giustina in queste ore e che sentiamo così vicina, ma anche a interrogarci con l'idea e col desiderio che questi diritti umani siano tutelati per ciascuna e per ciascuno di noi, è veramente urgente. Quindi sono veramente grata che questo evento avvenga oggi qua, in questa ora così urgente, così triste, così drammatica per la nostra città. E questo ci richiama come il nostro ruolo di enti locali, e il motivo per cui siamo qua oggi è questo: noi rappresentiamo le nostre comunità, noi siamo i luoghi dove la vita quotidiana si svolge, quella che è stata la vita di Giulia, quella che è stata la vita di Filippo, quella che è la vita di ciascuna e di ciascuno di noi a tutte le età. Noi siamo qua, rappresentiamo queste comunità e quindi per noi i diritti umani si traducono nelle scelte quotidiane, nel decidere che ci siano le scuole, nel decidere di lottare con i nostri concittadini e concittadine perché la sanità sia garantita sui nostri territori, perché ci siano le cure, per sostenere i centri antiviolenza, perché ci sia un'educazione, un luogo dove le persone vittime di violenza trovano un conforto, perché si possa avere una comunità coesa che partecipa, per dare gli strumenti perché ogni persona si senta parte della sua comunità, possa dar voce ai suoi pensieri, possa costruire la comunità. Siamo qua perché siamo quelli che decidiamo ogni giorno se costruire città capaci di essere anche sostenibili dal punto di vista ambientale, per dare un futuro per voi e per le generazioni che verranno a questo nostro territorio. Siamo qua perché a volte ci troviamo anche a dover fare delle scelte coraggiose e dove la legge non è arrivata, cercare di mostrare che i territori hanno delle urgenze. C'è successo a Padova, per esempio, con l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, quando nel 2018 il governo ci ha detto non potete più farlo, ma era una garanzia di diritti per le persone presenti sul nostro territorio. E la Corte Costituzionale poi ci ha dato ragione, ha detto avete ragione voi comuni, bisogna iscriverle queste persone, e lo stiamo facendo in queste settimane in cui stiamo chiedendo alla Corte Costituzionale, speriamo che vada avanti, che i figli e le figlie delle famiglie omogenitoriali vengano tutelati nei loro diritti, venga rispettato che hanno due mamme che vogliono loro bene. Sono queste le istanze che tutti i giorni noi come enti locali ci troviamo ad affrontare nell'accompagnare, nell'amministrare le nostre comunità. E siamo qua non perché siamo buoni, ma perché tutti quei documenti di cui abbiamo parlato oggi si condensano grazie a un'iniziativa proprio del Centro di Ateneo per i diritti umani dell'Università di Padova, si concentrano nel nostro Statuto Comunale. Lo Statuto Comunale del Comune di Padova, all'articolo 3, scrive proprio il richiamo a dover tutelare i diritti umani per tutte le persone presenti sul territorio, ma come ci dice la Dichiarazione Universale, anche con uno sguardo che va oltre il nostro territorio. Per cui ogni persona che arriva sul territorio è benvenuta, non è altro, non è straniero. E le nostre comunità oggi sono per il 15% di persone che arrivano da fuori, in una città che, come ci dice la nostra università, oltre a essere stata fondata nella leggenda da una persona che scappava da una guerra antenore, da 801 anni accoglie scienziati e persone provenienti da tutto il mondo per ragionare insieme intorno al senso della cultura e della scienza. E noi città siamo qua e siamo impegnate perché lo vediamo alla televisione quando ci parlano delle guerre, siamo le prime vittime delle guerre. Una volta le guerre si combattevano nei campi di battaglia, oggi quando guardiamo alla televisione tutto ciò per cui noi ogni giorno lavoriamo, costruire scuole, ospedali, strade, comunità coese, viene distrutto al lancio della prima bomba con cui parte qualsiasi iniziativa di conflitto. E allora siamo qua, ce l'abbiamo nel DNA.
Scegliere di costruire città pacifiche vuol dire scegliere di costruire comunità capaci di prendersi la responsabilità di costruire ogni giorno sulle nostre strade, nelle nostre piazze, in qualsiasi luogo dei nostri territori, città che credono attraverso la strada dei diritti umani nella pace. Grazie. Grazie Francesca, grazie davvero Francesca, e passo ora volentieri la parola a Giovanni Selmo, che è assessore alla pace e alla cooperazione internazionale del Comune di Vicenza. Buongiorno a tutti e tutte, è un onore per me essere qui. Io ho studiato all'Università di Padova, è la prima volta che entro in quest'aula. Un certo tremore c'è nella voce. Sono assessore da pochi mesi, sono un insegnante e sono assessore alla pace e all'istruzione. È interessante che il sindaco mi aveva affidato queste due cariche congiuntamente, perché penso che le due cose vadano di pari passo, ma non solo limitate al mondo dell'istruzione, al mondo dell'educazione in senso generale. Penso che gli assessorati all'istruzione devono sempre più trasformare anche nel loro nome il senso da istruzione a educazione, perché questo tipo di politiche vanno rivolte a tutte le fasce d'età, ma anche ai più piccoli, anche agli asili. La scorsa settimana, immagino l'abbiate festeggiato anche voi, la dichiarazione dei diritti del fanciullo e dell'adolescente. Nelle nostre 17 scuole 06 abbiamo festeggiato, abbiamo celebrato la dichiarazione con un occhio di riguardo a quanti bambini e bambine, adolescenti e fanciulli nel mondo non hanno diritto a quei diritti che vengono riportati, il diritto al nome, il diritto a esprimersi, il diritto a un'infanzia, a un gioco. Si può iniziare già da subito, già dagli asili nido su questo. Noi facevamo parte del coordinamento enti locali per la pace. La scorsa amministrazione a cui noi siamo succeduti ha deciso che il Comune di Vicenza dovesse uscire dal coordinamento enti locali per la pace. Non sono qua a dire avevano fatto bene, noi siamo più bravi, noi rientreremo, anche se poi veramente vorremmo rientrare, quindi c'è anche quell'aspetto. Perché si è fatto lo sforzo di uscire da un coordinamento di enti locali per la pace? Evidentemente qualche motivo c'era, al di là delle questioni politiche, ed è quello che diceva il professore prima, cioè troppo spesso diamo l'impressione, e forse a volte questo facciamoci anche un'autocritica, diamo proprio anche l'idea di essere dei consessi molto vuoti e molto filosofeggianti, invece c'è bisogno di concretezza. E io sono assessore da pochi mesi, sono insegnante nelle scuole superiori e vedo davanti a me anche molti ragazzi delle scuole superiori che vengono in assessorato e mi chiedono, soprattutto sui temi importanti di diritti umani e pace, che ci stanno interrogando molto come europei, come cittadini, ci chiedono di prendere posizione, ci chiedono iniziative, ci chiedono anche coraggio. Ecco, tanti ci chiedono radicalità nelle posizioni, quelle che a volte non riusciamo a prendere. Allora è interessante intercettare quel bisogno, ma è anche interessante intercettare quel bisogno giovanile e non solo, di tutto quel mondo, ed è tanta parte delle nostre città che su queste questioni, che della dichiarazione dei diritti umani, che sulle questioni di cooperazione internazionale e politica estera, non ha nessun parere o ha un'informazione distorta o del tutto assente. E penso che per arrivare a questo tipo di città con politiche educative efficaci bisogna usare anche tanta creatività, tanta fantasia, ma anche tanto confronto con l'esperienza diretta, con una sberla in faccia potente. Nel Comune di Vicenza, non so se ne siete a conoscenza, c'è un altissimo tasso di militarizzazione della città, dovuta alla presenza fortissima di comunità americane che storicamente sono inserite nel nostro contesto dal dopoguerra in poi. Circa 15 anni fa, 10 anni fa, è iniziato un processo in città che ha molto diviso e di cui si è molto discusso anche nella politica nazionale, era l'allora governo Prodi, di ampliamento, raddoppio di questa presenza militare in città, che ha portato alla costruzione di un'altra base militare in città proprio, non in campagna o in posti nascosti, in città. Questo ha molto scosso le coscienze di tutti, giovani e meno giovani, ma non per un anti-americanismo ideologico come volevano tacciare il movimento che ha cercato di fare pensiero su questo, ma perché per tanti giovani come ero io allora è stata un'occasione per sbattere in faccia a temi grandi di politica internazionale. Chi sono queste persone? A quali scelte rispondono la presenza, l'arrivo di tutte queste giovani famiglie, di questi giovani soldati? Ecco, è scontrarsi in faccia a queste cose che ci fa fare quel salto in più nelle politiche, nell'educazione, nei processi. Nelle nostre città, e Padova sono sicuro ne avrà testimonianza, ci sono tante organizzazioni
che per esempio portano giovani tutti gli anni, ce ne sono alcuni che sono venuti da me da Vicenza oggi per assistere a questa giornata, che portano ragazzi delle superiori in territori del Medio Oriente per fare conoscenza con Caritas, con associazioni che lavorano nei campi, o che portano anche in Cisgiordania ragazzi a fare intermediazione nei rapporti con i coloni, ce ne sono anche qua a Padova. Queste sono esperienze che ti scioccano e che ti servono a capire, a entrare dentro, non solo quel vuoto, ritrovarsi che a volte viene dipinto, no? Questo tipo di iniziativa, ma ci fa scontrare quella realtà e ti fa capire la realtà agita, la pace agita. Quindi penso che su queste direzioni sia importante mettersi in rete fra comuni, fra università, fra associazioni di terzo settore che si occupano di questi temi nelle scuole. Poi c'è e concludo, c'è sempre questa sciocca retorica, vedo tanti docenti, io lo sono, delle scuole che non fanno mai abbastanza. Invece le scuole fanno già tanto, bisogna fare di più con le scuole e sono le politiche educative quelle che devono entrare nelle scuole. Voi studenti avete degli spazi vostri nelle scuole, avete gli organi collegiali, avete le assemblee di istituto che spesso non si riesce a svolgere come si vorrebbe per limiti burocratici, per mancanza di idee, per mancanza di contatti. Ma allora sfruttiamo questi momenti per fare politiche agite di pace, per conoscere, per chiamare testimonianze. Qualche mese fa a Vicenza abbiamo visto un film che qualche politico non voleva farci vedere, si chiamava Erasmus in Gaza, ed è la storia, bellissimo, questa storia di questo giovane studente che fa, il primo studente mi sembra, che fa un Erasmus a Gaza, italiano, e la storia è raccontata con un occhio talmente naif e occidentale che chiunque abbia visto da qualunque angolazione politica o guardasse questo filmato si è reso ben conto della situazione e della complessità della situazione. Ecco, sono tempi di complessità e abbiamo voglia di approfondire, penso che anche i ragazzi abbiano il diritto di approfondire la complessità, ma con i mezzi che sono più consoni a una generazione che non è più quella di 10, 15, 20, 75 anni fa. Ecco, grazie. Grazie davvero Giovanni, ed ora passo la parola a Jacopo Buffolo, assessore ai diritti umani del Comune di Verona. Buongiorno a tutte e tutti, è anche per me un onore essere qui e ringrazio il centro Papisca dell'Università di Padova, a cui io sono ancora iscritto invece, che non mi sono ancora laureato. E ringrazio la collega Benciolini, il collega Selmo, con cui credo che sia fondamentale trovare momenti di confronto, e credo che quello che ci ha dato questa mattina, e lo diceva benissimo il professor Tarozzi prima, l'avere uno spazio che ci aiuti ad avere una visione, una prospettiva, perché prima si parlava di come gli enti locali nella capacità poi di incidere nella vita, nel piccolo, di ognuno di noi, hanno bisogno di una visione, e noi spesso però il problema che abbiamo, io amministro della città di Verona insieme al sindaco Tommasi da 1 anno e mezzo, il rischio che vedo è che spesso è quello di cadere invece nella ordinaria amministrazione, nelle pratiche burocratiche che appesantiscono l'agire. E in questo appunto costruire momenti di riflessione, di rete, di confronto ci spinge anche a un po' esprimere quello che è il nostro DNA, che guarda sicuramente alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma ci spinge anche a cercare di costruire e migliorare le nostre città, perché le città per i diritti umani sono quelle città che sulle fragilità non arretrano, e in questo momento, ne siamo tutti coscienti, chi amministra, è molto difficile, perché viviamo in un periodo in cui con i tagli che vedremo anche nella prossima finanziaria è sempre più difficile sostenere una serie di politiche sociali e di coinvolgimento. Io, oltre alla delega ai diritti umani, ho la delega alle politiche giovanili e alla partecipazione. Prima il collega Selmo diceva che il Comune di Vicenza è uscito dalla rete nazionale, dal coordinamento degli enti per la pace. Il Comune di Verona penso non ci sia mai entrato, e sicuramente anche da parte nostra c'è un impegno, una volontà di lavorarci, ma prima di entrarci formalmente, che è una formalità, che ha un valore, ma io credo che vadano sempre sostanziate queste cose poi con azioni concrete e con una partecipazione reale sul tema, perché sennò rischiamo di finire invece come quelli che si riempiono la bocca e poi non agiscono. E in questo percorso per arrivarci noi abbiamo cercato di lavorare in una città che invece è piena di associazioni, di movimenti per la pace. C'è l'esperienza dei Beati Costruttori di Pace, che per decenni hanno portato avanti le arene di pace,
L'ultima arena di pace è stata nel 2014, grazie alla Rete Nazionale per la Pace e il Disarmo, e quest'anno noi ci siamo ritrovati con le associazioni, con la diocesi e anche con il Papa a costruire una nuova arena di pace per l'anno prossimo, perché crediamo che sia un messaggio che debba emergere in maniera forte, non solo per quello che vediamo a Gaza, in Ucraina e negli altri conflitti dimenticati nel mondo, ma per una considerazione poi che si lega a quel senso di città per la pace, che sono quelle città rispettose dei diritti umani, quelle città dove l'economia, il lavoro, la salute non sono in secondo piano. Ci tengo a ribadire due cose prima di chiudere il mio piccolo contributo a questa giornata. Uno è il valore del servizio civile universale, che è forse un grande momento di educazione alla pace, di educazione alla cittadinanza attiva. Io ho avuto l'opportunità diversi anni fa di farlo in questa città con il Comune di Padova, ed è stato un grande momento di formazione, e lo è oggi, io penso, per quelle centinaia, migliaia di ragazze e ragazzi che portano avanti i progetti. E credo che su questo noi dobbiamo, sempre nel confronto che abbiamo, coordinarci e dare valore, perché il servizio civile nasce dall'obiezione di coscienza, nasce con una grandissima carica valoriale di presa di posizione netta contro le guerre, contro il militarismo, contro l'utilizzo delle armi. E quando il servizio civile universale invece diventa, e io ho questa percezione, spero che sia solo una mia percezione, invece una cosa più simile a una politica attiva del lavoro, forse perdiamo un pezzo importante di questa carica. E quando un governo comincia a ragionare di servizio civile agricolo, servizio civile ambientale, al di là della sfida ambientale, forse stiamo distorcendo uno strumento, e come amministrazioni, come enti locali dovremmo riuscire ad alzare la voce nel difendere quell'universalità del servizio civile, che è quell'universalità che difende i diritti umani. Chiudo con l'ultima cosa, che è, credo, la cosa più complicata che un'amministrazione locale si trova ad avere a che fare, perché poi discutiamo di diritti umani, c'è una ricaduta sulle politiche sociali, educative che le nostre amministrazioni portano avanti, ma poi le amministrazioni si devono confrontare anche con una economia che si sviluppa nelle nostre città. E noi, ad esempio, uno dei dibattiti che abbiamo portato avanti nell'ultimo anno e che stiamo cercando di condurre anche nel segno dell'incontro, perché non può esserci sempre solo un conflitto con chi ha una visione diversa, è ad esempio la riflessione che stiamo cercando di portare avanti con alcune fiere che hanno una potenza economica molto importante nella nostra città, e con cui crediamo che debba esserci invece una riflessione profonda per dei codici etici che ne definiscano i limiti, i margini di operazione, proprio per tutelare i diritti umani, perché un ente che è emanazione dell'amministrazione comunale vada anche in quella direzione. Quindi la difficoltà che c'è nel confrontarsi poi con la realtà e nel cercare anche nei propri valori, che sono sicuramente stabili, cercare di trovare però un confronto per far raggiungere e sviluppare alcune riflessioni, alcune prese di posizione anche a realtà che magari non hanno quella stessa nostra sensibilità. E quindi credo che in questo, come enti, c'è un grandissimo lavoro da fare sicuramente, ma anche una grandissima disponibilità e senso comune. E chiudo con una riflessione che ho apprezzato molto, che diceva la dottoressa Pellecchia prima in collegamento sui beni comuni. Ecco, le amministrazioni comunali hanno grandissimi patrimoni. Io con la delega alla partecipazione abbiamo circa un centinaio di patti di sussidiarietà che si legano all'articolo 118 della Costituzione, quindi la sussidiarietà orizzontale e la capacità da parte delle pubbliche amministrazioni di costruire relazioni aperte con chi gestisce quei beni della comunità, perché siano sempre aperti alla comunità e non siano concessioni che poi diventano patrimonio poi utilizzato da qualcuno in maniera privatistica. Ecco, questo credo che sia una grande cosa che tutte le nostre amministrazioni, so che i colleghi le stanno portando avanti anche loro, per cambiare in maniera radicale la visione che poi sia culturale sul bene comune. Grazie. Grazie.
Grazie Jacopo, grazie Giovanni e grazie Francesca e grazie a tutte e a tutti voi che siete stati con noi questa mattina. Che cosa possiamo dire a conclusione di questo nostro incontro? Mancano pochi minuti, abbiamo tutti bisogno un pochino anche di muoverci e io ne sto approfittando, mi sono alzato in piedi, fra poco vi alzerete anche voi e ce ne andremo a casa. E intanto ancora una volta dedico un pensiero, facciamo un applauso a tutti quelli che sono a casa davanti a uno schermo a seguire questi nostri lavori. Non è facile, è bello come essere qui e quindi è molto bello che in fondo, ecco, una delle cose positive di questa tecnologia che ci aiuta a rafforzare le nostre connessioni, a condizioni che siano condizioni vere, autentiche, basate sull'ascolto reciproco e non solo sulla parola, no? Sul dire, magari sbraitare, magari sfogarsi. Ecco, oggi abbiamo esercitato, io con voi, il diritto-dovere all'ascolto e a me, devo dire la verità, mi ha arricchito moltissimo, ho imparato un sacco di cose, non so voi, io torno a casa più ricco, i soldi in tasca sono gli stessi, però mi sento più ricco, mi sento più forte, rafforzato nelle idee, nella determinazione di fare delle cose. Pensavo prima, no? Francesca Albanese, l'abbiamo sentita, rappresentante delle Nazioni Unite, una delle persone che si è messa a disposizione, che ha trovato anche una sua professione, un suo lavoro all'interno dell'organizzazione che è la nostra organizzazione, la nostra casa comune, l'ONU, no? E anche lei era una studentessa, adesso abita a Tunisi, ma è una studentessa, si è laureata a Pisa. Come dire, come tu sei stato uno studente di questa università e adesso sei assessore, e tutti quanti voi sicuramente, come dire, è una bella opportunità. Io mi faccio un augurio, lo faccio a me e lo faccio a tutti quanti voi, che al termine di questa giornata qualcuno tra di voi abbia pensato: sai che ti dico, io voglio fare questo, io oggi voglio intraprendere una strada per diventare come Francesca Albanese, per diventare come Giovanni, come Jacopo, come Francesca, per entrare nelle istituzioni e trasformare le istituzioni per trasformare il futuro, perché queste istituzioni non stanno facendo quello che ci dicono di fare, diceva Marco prima, no? Loro pretendono che noi siamo nella legalità e loro stanno nell'illegalità. Loro pretendono che noi rispettiamo le regole e loro non le rispettano le regole. Ecco, questa ipocrisia deve finire. Deve finire questa ipocrisia e l'unico modo per farla finire è che ciascuno di noi prenda il loro posto. Noi ormai abbiamo già la nostra età, ma voi dovete prendere il loro posto. Voi dovete entrare nelle istituzioni, perché le istituzioni sono nostre, sono la nostra casa, non sono il baluardo del potere, sono gli strumenti che l'intelligenza umana, la storia, grandi sofferenze ci hanno indicato come la via, il modo concreto per darci una mano, per organizzarci. Una volta si costruivano le mura per difendere le città. Oggi bisogna, chi vuole difendere le città e quindi i propri cittadini, bisogna difendere i diritti umani. Se uno sta in una città e non difende i diritti umani, non è degno di stare in quel posto. Se i nostri governanti
non difendono i diritti umani non sono degni di occupare quei posti, non sono degni di stare lì. E allora è bello pensare a questo nostro incontro come una tappa di questo grande progetto che ci siamo dati per quest'anno. Un vasto programma, direbbe qualcuno del passato, trasformare il futuro. L'incontro di oggi ha un senso se lo vediamo in questa prospettiva. Non siamo venuti qui per ripeterci un bla bla bla, tanti bla bla bla. Noi siamo venuti qui perché sappiamo che se non conosciamo i diritti umani non li possiamo godere. Se non li conosci, non li godi. E poi sappiamo anche che se non li difendiamo i diritti umani, questi ce li tolgono. Non è che è per caso che qualcuno dice che questa vostra generazione sta peggio di quella dei genitori. Se state peggio voi dei vostri genitori è perché qualcuno vi sta togliendo i diritti che i vostri genitori si erano conquistati. E allora voi dovete difendere i vostri diritti se li volete godere, perché nessuno lo farà al posto vostro. Non lo farà nessuno. E allora ecco perché invece dei minuti di silenzio Papa Francesco ha detto che dovete fare chiasso. Chiasso, fate chiasso, ha detto. Fate chiasso con intelligenza, ma fatevi sentire. Fatevi sentire, non abbiate paura di chi cercherà di intimorirvi, perché lo fanno abitualmente. Sapete cosa fanno alla popolazione di Gaza? Gli mandano i WhatsApp, perché hanno i cellulari di tutti gli abitanti di Gaza, e gli dicono: vai via, non ti portare via niente da casa perché fra 2 minuti la tua casa sarà bombardata. Poi il più delle volte nemmeno accade, ma intanto serve a terrorizzare le persone. A noi ci terrorizzano in un altro modo, semplicemente, come dire, impedendoci di conoscere la realtà e cercando di dirci: no, ma in qualche modo vedrai che tu te la cavi. No, non ci sarà la possibilità di cavarcela se non insieme. Se non abbiamo la capacità di riscoprire che questi diritti sono individuali, ma sono anche universali. Perché questo è il punto, sono universali. E se sono di tutti, li dobbiamo difendere tutti insieme, non uno per uno. Basta con l'individualismo, col pensare ognuno per sé. Non esiste, ci farà del male. Dobbiamo dire basta. E un'altra cosa che non dobbiamo più fare, qualcuno, anche dei nostri ragazze che prima hanno parlato all'inizio, dicendo cose importantissime, non chiamiamoli più diritti dell'uomo. Sono diritti umani degli uomini e delle donne. Li chiamiamo diritti umani. Non è la dichiarazione dei diritti dell'uomo, era un linguaggio di altri tempi. Oggi abbiamo capito che dobbiamo riconoscere gli altri se vogliamo promuovere davvero i diritti umani. Quando si bombarda e si ammazzano i bambini, vuol dire che non li riconosci nemmeno come esseri umani. Quando non si chiama una persona per nome, vuol dire che non la si riconosce. E allora non sono diritti dell'uomo, sono diritti dell'uomo e delle donne. Sono quindi diritti umani. E questo è importante, facciamola questo cambiamento del vocabolario, perché ci aiuterà a guardare la realtà in maniera diversa. È una realtà molto difficile che possiamo capire solo
se allunghiamo il nostro sguardo. A volte abbiamo bisogno di allargarlo, dice il professor Tarozzi, no? Dal quartiere all'ONU. Dobbiamo anche allungarlo lungo l'asse della storia, perché se 75 anni vi sembrano molti, no? Quelli della Dichiarazione Universale, io vi dico che in realtà sono molto pochi. Che prima del 1948 c'è stata una lunghissima storia in cui i diritti erano solo di alcuni privilegiati, erano privilegi, quelli che noi chiamiamo oggi diritti. E quindi in 75 anni sono stati fatti tanti passi in avanti e anche se non abbiamo finito il lavoro, dobbiamo sapere che questo lavoro è da continuare. E allora la domanda non è quella di dire ma sti diritti dove sono, no? Questi diritti non sono niente. No, la domanda è che cosa possiamo ancora fare, che cosa dobbiamo fare perché questa lunga strada dei diritti umani possa davvero portarci a quell'unico obiettivo che tutti quanti noi vogliamo e che sta iscritto in quella dichiarazione, che è la felicità per tutti e per tutte. Perché questo vuol dire diritti umani. Felicità, essere felici, poter avere tutto quello che si ha bisogno, a cominciare da qualcuno a fianco che ti vuole bene e poi poter godere di quegli elementi essenziali, il cibo, l'acqua, la salute, l'istruzione, una casa, un lavoro dignitoso. Ecco, la felicità, no? Ce l'ha ricordato Benigni, no? In quel bellissimo sketch, che cos'è la felicità, no? La cerchiamo un po' dappertutto e non sappiamo che ce l'abbiamo tra le mani, ce l'abbiamo dentro di noi. Perché noi siamo i diritti umani, nella misura in cui sappiamo riconoscerli per noi e per gli altri. Ecco perché il professor Antonio Papisca, al quale veramente io penso dobbiamo dedicare questo incontro, perché senza di lui non saremmo qui, perché ha tracciato una storia e noi siamo qui a cercare di proseguirla, di farne un altro passettino, come quello che faremo domenica prossima nella città di San Francesco ad Assisi. Quando ci ritroveremo, chi si ritroverà? Intanto tutti quelli che avranno avuto la voglia e la possibilità di mettersi in viaggio e di arrivare fino a lì. C'è il Centro Diritti Umani che sta organizzando anche un gruppo, quindi chi vuole può anche mettersi in contatto col professore e col centro, perché domenica prossima, sono lieto tra l'altro di dire che ci sono già più di 60 città italiane che saranno presenti con i loro gonfaloni, perché come si è ben detto, purtroppo la guerra oggi è diventata un infanticidio in grande, un femminicidio in grande, un omicidio in grande e una distruzione in grande delle nostre città, delle nostre comunità. E noi dobbiamo riscoprire la nostra capacità di indignarci. Quella di domenica prossima sarà una marcia per toglierci di dosso quel senso di impotenza che ci sta paralizzando e che ci porta a dire tanto a che serve? A che serve trovarsi a parlare dei diritti umani? A che serve marciare per la pace? A che serve pregare per la pace? A che serve invocare la pace? Ecco, noi oggi siamo qui perché sappiamo a cosa serve e domenica prossima cercheremo di farlo ancora una volta insieme per cercare di dare seguito a quel grande progetto che ci ha ricordato prima anche Marco Mascia, che è fare la pace.
per noi e per tutti quanti quelli della famiglia umana di cui ci sentiamo parte. Grazie ancora di essere venuti a questo incontro e passo la parola al professor Mascia per la chiusura. Buon pranzo e grazie a tutte e a tutti.